Ci siamo. Buongiorno e benvenute a tutte e a tutti. Potete prendere posto, stiamo per iniziare. Ci sono anche sedie libere qui davanti, se servono posti. Allora, iniziamo con i saluti istituzionali. Ho l'onore e il piacere di chiamare sul palco il professor Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcole Grignano. Buongiorno a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che sono arrivati da tutta la Regione, grazie a una collaborazione tra la Regione e Trenitalia. Vi do il benvenuto alla Barcolana e mi fa piacere che il Barcolana Sea Summit, che abbiamo inaugurato 2 anni fa, questa è la 3ª edizione, si apra proprio con questo appuntamento. Un appuntamento per il quale voglio ringraziare l'amico e collega Giorgio Sulligoi, la sua associazione, l'associazione AET, la Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessore Alessia Rosolen, assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, università, ricerca e famiglia, l'assessore Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, e un ringraziamento va alla professoressa Bigotti in rappresentanza della direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale. 2 anni fa abbiamo dato il via al Sea Summit perché ci siamo resi conto che non c'era più tempo da perdere sul tema ambientale. E in 2 anni abbiamo assistito a un'ulteriore accelerazione dei fenomeni climatici che ci portano a confermare quell'impressione. Se ci pensate, quest'estate, dai fenomeni delle grandini come delle palle da tennis, a quello che è successo in Romagna, a quello che è successo nella vicina Slovenia, ma potrei continuare a lungo, evidentemente ci dobbiamo interrogare sul come reagire. Devo dire e quindi abbiamo creato appunto questo spazio di riflessione tra istituzioni, imprese, università. Mi fa piacere che l'università festeggi, l'Università di Trieste, il suo centenario, a cominciare dal Barcolana Sea Summit. Dicevo, abbiamo creato questo spazio di riflessione e abbiamo voluto porre all'apertura del TCC l'articolo 9 della Costituzione italiana. L'articolo 9 della Costituzione è stato riscritto l'anno scorso, ancora pochi lo sanno, ed è l'unico principio generale che dal 1948 è stato riscritto. Che cosa dice l'articolo 9? Che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, primo comma, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, secondo comma. Il terzo comma, aggiunto nel 2022, afferma che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Dobbiamo prendere atto che il nostro clima, il nostro mondo sta cambiando, però in queste parole della Costituzione c'è la speranza e c'è la necessità di reagire. Abbiamo gli strumenti per reagire, non dobbiamo farci prendere dal pessimismo, dal nichilismo che talvolta, io faccio il professore universitario, invade, pervade soprattutto i più giovani. Oggi, questa mattina, vedremo che la tecnologia ci offre delle soluzioni. Dobbiamo essere creativi, dobbiamo credere in noi stessi, nella capacità di fare rete, nella scienza. Io sono convinto che voi, i più giovani, se sapranno avere entusiasmo, ottimismo, voglia di costruire assieme il proprio futuro, affronteranno le sfide straordinariamente complicate che hanno davanti. Quindi buona Barcolana a tutti, buon Sea Summit. Grazie Mitja.
Proseguiamo con i saluti. Vorrei chiamare sul palco la dottoressa Alessia Rosolén, assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, università, ricerca e famiglia. Buongiorno a tutti. Io in realtà credo di dover dire poche cose dopo l'apertura che il presidente di Barcolana ha fatto. Io vorrei rivolgermi agli studenti. Barcolana è un'enorme opportunità, è un'opportunità grandissima per il territorio di Trieste, un'opportunità grandissima per il territorio regionale, è qualche cosa che in Italia portiamo, come dire, con orgoglio. Io credo che l'idea di trasformare quella che era solo una kermesse sportiva e popolare, ed è questa la sua forza, in una serie di incontri come quelli previsti all'interno del Barcolana Sea Summit, significa saper guardare al futuro. I giovani e i ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia oggi non sono qui per caso. Sono qui perché quella transizione digitale, quella transizione energetica, tutto il tema del clima, in fondo, e l'hanno dimostrato con tutte le loro iniziative, sono nelle loro mani. Sono nelle loro mani per quelle che sono le scelte che da oggi, da domani, dall'anno prossimo, quando arriveranno a entrare nell'età ancora più adulta, faranno. Sono scelte legate ai loro percorsi di orientamento, sono scelte legate al sistema di formazione che sceglieranno finita la scuola secondaria di secondo grado, sono legate alle professioni che sceglieranno alla fine del loro percorso, e fondamentalmente questo significa che nelle loro mani tutto quel percorso di transizione di cui il presidente Gialuz ha parlato. Io credo che l'Italia di questo percorso voglia essere protagonista, lo vuole sicuramente il Friuli Venezia Giulia. E io ogni tanto credo che è giusto, e in questa occasione è giusto farlo, raccontare a tutti i ragazzi del nostro territorio che in fondo a 2 passi dalle loro scuole c'è un mondo fatto di sistemi di formazione, fatto di istituti tecnici secondari, di istituti tecnici superiori che offrono grandi opportunità, fatto di un sistema universitario ampio e articolato e ai vertici delle classifiche nazionali. Ci sono enti di ricerca che offrono opportunità straordinarie per essere realmente artefici di quello che faranno dopo. Ci sono assieme a questo imprese che su questo territorio stanno già compiendo percorsi di transizione verde e digitale e stanno in molti casi anticipando quello che accadrà nel resto del nostro Paese. Auguro a tutti, ovviamente ancor prima che un ottimo Sea Summit, un'ottima Barcolana, i dirigenti della Regione Friuli Venezia Giulia, dopo in maniera molto puntuale, racconteranno tutti quelli che sono gli strumenti che mettiamo a disposizione dei giovani del nostro territorio, e auguro a tutti di fare le scelte migliori e non disperdere la quantità enorme di talenti che io sono sicura è presente in questa sala. Grazie. Bene, adesso vorrei chiamare la professoressa Donatella Bigotti, in rappresentanza della direttrice generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Buongiorno a tutti, porto i saluti del direttore generale, dottoressa Daniela Beltrame, che purtroppo per altri impegni non può essere presente. È un grande piacere per me essere in questa sala e vederla gremita di studenti della nostra regione, che non arrivano solo da Trieste, ma anche dalle altre province. Devo dire, mi sarebbe piaciuto, so che ci sono in sala tantissimi studenti degli istituti tecnici, professionali e anche dei licei, ma mi auguro che in futuro questo evento possa essere frequentato in maniera più massiccia dagli studenti dei licei, che sono sicuramente interessati ai temi che verranno trattati oggi. L'evento rientra perfettamente in quello che è il Goal 4 dell'Agenda 2030, che ha impegnato il nostro Paese, insieme a tutti i Paesi europei, ad assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie
per promuovere uno sviluppo sostenibile. Quindi ringrazio nuovamente gli organizzatori e auguro buon lavoro a tutti. Grazie. E adesso ancora per la Regione Friuli-Venezia Giulia vorrei chiamare per i saluti istituzionali l'ingegner Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e trasporti. Grazie, è un vero piacere essere qui oggi, poter rappresentare la Regione insieme alla collega Alessia Rosolen per parlare di un tema fondamentale che è quello dell'elettrificazione, nel caso dei nostri porti, delle banchine, che è un'operazione fondamentale per salvaguardare quello che è l'ecosistema del nostro mare, però garantendo la capacità dei nostri porti di poter continuare a essere fortemente attrattivi, perché dobbiamo sempre riuscire a contemperare l'aspetto economico e l'attrattività di una regione per continuare a creare posti di lavoro e allo stesso tempo rispettare l'ambiente. In questo momento, grazie al PNRR, l'elettrificazione delle banchine, ovvero la possibilità di ridurre in maniera importante le emissioni nocive e quelle climalteranti nella fase peggiore, quella in cui le navi attraccano le banchine e tenendo accesi i motori inquinano, in particolare in prossimità di quelle che sono le nostre città, in particolare nel caso delle navi da crociera, per esempio nella città di Trieste, ma in tutti e tre i porti, Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro. Ecco, in questa possibilità di poter invece utilizzare l'energia elettrica in alternativa ai motori delle navi abbassa del 30% di quello che è il totale delle emissioni presenti. In questo momento, grazie al PNRR, tutti e tre i porti avranno garantita questa possibilità importante in prospettiva, anche garantendo un approvvigionamento di energia elettrica direttamente prodotta all'interno, per esempio, del porto Nogaro. Con questa notizia porto nuovamente i miei saluti e auguro a tutti un buon lavoro. Bene, un saluto anche da parte mia come presidente AIT Friuli-Venezia Giulia. AIT sta per Associazione di Elettrotecnica, Elettronica, Informatica, Automatica e Telecomunicazioni. È un'associazione che raggruppa più di 4.000 soci in tutta Italia, sia individuali che collettivi. È organizzata su sezioni territoriali. Io presiedo quella del Friuli-Venezia Giulia, che, pensate, risale al 1919 come fondazione, conta circa 150 soci, da studenti fino a manager, ricercatori, figure senior, professionisti e così via. Quindi punta a riunire chi ha un interesse culturale e tecnico sulle, tecnologie digitali dall'altro e aspetti energetici dall'altro. 1919 sono molti anni. Allo stesso modo, da docente universitario di sistemi elettrici per l'energia dell'Università di Trieste, mi fa molto piacere essere qui per iniziare a festeggiare quello che è il centenario, quindi un altro anniversario molto importante dell'Università di Trieste, che proprio con le manifestazioni di questi giorni, di queste ore, sta prendendo piede. Io mi limito a fare un ringraziamento a Barcolana, al Sea Summit, per aver reso possibile, di ritrovarci in questa sede, che è una sede molto bella e molto funzionale. Ovviamente le istituzioni, la Regione, con le diverse direzioni e servizi dei due assessorati, quello lavoro, università, ricerca e quello delle infrastrutture e trasporti. Tra parentesi, ma in realtà non tra parentesi, grazie all'interlocuzione tra la Regione e il gruppo Ferrovie, in particolare Trenitalia, che ringrazio perché sono stati veramente eccezionali nel consentire a voi tutti di raggiungere questa sede. Io credo con il treno che il mezzo in questo momento più sostenibile per eccellenza. Non aveva senso riunire 500 studenti prendendo un centinaio di pullman e così via.
credo, almeno in questa sede. Un particolare ringraziamento, so che c'è un gruppo nutrito di professori delle scuole che vi accompagnano, per noi questo è molto importante, noi speriamo di come dire, da oggi rimanere con loro in contatto e come dire, continuare a costruire rispetto a questa iniziativa che vuole diventare un festival. Questa iniziativa era già iniziata nel 2019, l'avevamo fatta a Udine, proprio perché l'idea era di tenerla in diverse sedi della regione, poi è arrivato il lockdown e ci ritroviamo qui nel 2023. E ovviamente un ringraziamento va anche ai dirigenti scolastici. Prima di finire, guardo i dati che mi sono arrivati ieri sera quando abbiamo chiuso le iscrizioni, in modo che, come dire, potete farvi sentire. Vorrei citare le scuole che si sono iscritte, voi potete rispondere rispetto a questa. C'è l'Istituto Volta di Trieste, vi fate sentire, ok. L'Istituto Malignani di Udine, l'Isis D'Annunzio Fabiani di Gorizia, il Liceo Scientifico Martin di Latisana, l'ITI Marconi di Staranzano, l'IS Flora di Pordenone, il Liceo Scientifico Presciren di Trieste, l'Isis Mattei di Latisana, il Nautico Duca di Savoia Galvani, l'ITET Plosner di Latisana e il Liceo Duca degli Abruzzi di Gorizia. Grazie a tutti e benvenuti. Cedo la parola alla dottoressa Susanna Chirali di INCE per la prima. Allora c'è anche il Nordio, bene, grazie. Quindi diciamo i miei dati sono ancora, diciamo, per quanto io ho cercato di aggiornarli ieri sera, ma con i dati insomma, bisogna starci sopra in tempo reale. Molto bene, benvenuti anche agli studenti e studentesse del Nordio. Lascio la parola a INCE per la prima presentazione di oggi. Autorità, signore e signori, cari giovani, a nome dell'Iniziativa Centroeuropea vi do un caloroso benvenuto. Il tema del mio intervento di oggi sarà le opportunità dell'Iniziativa Centroeuropea per promuovere lo sviluppo sostenibile tra i giovani. Come forse sapete già, l'Iniziativa Centroeuropea è l'organizzazione intergovernativa per la cooperazione regionale più ampia d'Europa. È composta da ben 17 Stati membri e comprende un'ampia porzione dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, e questa vasta area va dai Baltici, passa dal mare Adriatico fino al Mar Ionio e si estende poi al Mar Nero. La nostra missione è promuovere l'integrazione europea e lo sviluppo sostenibile. Oltre alla nostra missione, investire nei giovani è una delle priorità dell'Iniziativa Centroeuropea, anzi è una visione condivisa da tutti i nostri Stati membri. Attualmente l'iniziativa principale rivolta ai giovani dall'Iniziativa Centroeuropea è il progetto Giovani Cittadini Attivi per lo Sviluppo Sostenibile nelle aree dell'Iniziativa Centroeuropea e dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, o come la chiamiamo noi, Imagine. Imagine è stato sviluppato e cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme all'Iniziativa Centroeuropea e all'Iniziativa Adriatico-Ionica. Questa iniziativa si concentra su due temi principali, i giovani e lo sviluppo sostenibile. Fino ad ora sono state lanciate 3 competizioni. Queste competizioni hanno l'obiettivo di stimolare gli studenti a sviluppare idee che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sia nelle loro scuole che nelle rispettive comunità locali. Le 3 idee migliori di ogni bando sono state premiate con un premio di 20.000, poi di 15.000 euro ciascuna,
e le scuole potevano decidere come gestire questi fondi, per esempio attrezzare il loro laboratorio scientifico, informatico o implementare l'idea premiata o, come nel caso dell'ultimo bando, portare loro studenti alla sede delle Nazioni Unite a New York. Questa iniziativa voleva anche sottolineare che i giovani non sono solo beneficiari di questo processo, ma sono attori essenziali nel raggiungimento di questi obiettivi. Oltre a questo progetto abbiamo cofinanziato anche diverse attività a favore dei giovani, che potete vedere sulla slide. Inoltre, per rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti dei giovani, stiamo proprio in questo periodo elaborando l'agenda giovani dell'INCE. Al fine di creare un'agenda giovani più funzionale possibile, collaboriamo anche con le ragazze ed i ragazzi di tutti i nostri Stati membri per ascoltare direttamente da loro gli aspetti che gli stanno a cuore. Recentemente abbiamo istituito anche una casella postale come canale diretto e permanente nei confronti dei nostri giovani e sulla slide potete vedere anche l'indirizzo del nostro sito dove potete seguire le possibilità che offriamo ed offriremo in futuro nel contesto giovani. Tenetelo d'occhio e scriveteci perché vogliamo sentire le vostre voci. I vostri suggerimenti e idee sono molto importanti per noi, così possiamo elaborare un'agenda giovani che rappresenti davvero i vostri interessi. Grazie per l'attenzione. Grazie mille anche a INCE. E adesso ho veramente il piacere di presentarvi e lo ringrazio per essere qui. Un grande divulgatore scientifico, esperto di comunicazione, docente universitario, personaggio pubblico, consulente del Dipartimento per la trasformazione digitale, ma soprattutto pioniere del digitale con la missione della divulgazione. Ho il piacere di chiamare sul palco Marco Camisani Calzolari. Va! Ciao! Siete veri o siete degli avatar? Allora, vediamo se siete veri, Provate a salutare come faccio io. Siete abbastanza veri. Comunque, Gorizia, dov'è Gorizia? Perché siete stati quelli più forti, così. Ma poi mi chiedo, ma Pordenone, come mai era così che non si sentiva? Dov'è Pordenone? Era là. Ah, perché eravate pochi. Ok, no, sono giustificati, perché dicevo, Allora, ragazzi, qui oggi vi volevo parlare un po' di futuro. Si vedono le slide? Regia, non è che per caso riuscite a metterne... Oh, che... perfetto. Dai, a parte qui che uno sembra che esagera così, invece non... Ecco, adesso va meglio. Bene, vi voglio parlare di quello che sta succedendo, perché ho visto che siete tutti un po' dei licei, giusto? No? Chi ha detto no? Di dove siete? Cosa? Ah, vabbè, insomma, sempre superiori. Superiori? No, perfetto. Allora, sta succedendo qualcosa, ragazzi. Ma qualcosa di molto importante e di solito non se ne parla tanto. Perché in TV, a parte me, non si usa molto parlare di digitale, no? O se ne parla solo in modo sensazionalistico. E poi online, in genere, il digitale viene prevalentemente sfruttato per cercare di vendervi qualcosa, no? Quante volte vi capita il corso, quello per diventare ricchi, in 2 clic? E in realtà c'è un vero futuro che arriva domani, ma arriva ad una velocità mai vista prima, qualcosa di straordinario e bisogna dirvelo. Dovete sapere quello che sta succedendo. Sta succedendo che l'intelligenza artificiale, per l'esattezza si chiama machine learning, ma diciamo perché ancora non è così intelligente. Dicono che sia intelligente, ma non lo è. Che sta arrivando nelle nostre vite. Ok? Chi è che, dai, non vergognate, tanto i prof qua sono in giro. Chi è che di voi ha provato ChatGPT? No, ma io mi chiedo, giù le mani, io mi chiedo non tanto quelli che l'hanno provato, ma quelli che non hanno alzato le mani. Come on, chi è che non l'ha provato? Ma è possibile?
Ma va, per farvi vedere dai prof, non è vera questa cosa qua. Non è vero niente. L'avete provato tutti. Allora, non vi beccano, tranquilli, sereni. Il problema è che, a prescindere dal fatto che adesso scriviate o meno una tesi, una tesina, un tema, una relazione usando ChatGPT, quello non è il problema vero, ok? Non è il problema vero. Il problema vero è che se quell'intelligenza artificiale, quel machine learning entra dentro le pratiche di comunicazione un po' generali, ragazzi, ma la conoscenza che c'è dietro è in mano a qualcun altro, non più a voi. Questo è il vero problema. E se domani decidono che questa città cambia nome, la città cambia nome, è dappertutto, in tutti gli articoli che verranno scritti e tutte le tesi, e nessuno sarà più in grado di scrivere invece il nome vero, originale di una città o di una cosa, o vostro. Se qualcuno decide che voi siete pregiudicati, anche se non è vero, uno di voi, lo sarà. Per cui il tema è importante, enorme, grandissimo. Io sono un tribuno della tecnologia, sono un grande amante della tecnologia, ma ritengo che debba essere utile all'uomo, deve essere utile a noi, ci deve servire, deve funzionare, ci deve aiutare a migliorare, ok? Non deve sovrastarci, altrimenti rischiamo di diventare dei pezzettini di una macchina. E questo è quello che dovete sapere. Usate ChatGPT, ma ricordatevi sempre di usarlo come strumento, come un martello. Non fate martellare lui, usatelo come strumento, no? ChatGPT e altri. Ok? Per i meno giovani che hanno figli, no? Quindi parlo anche con loro adesso, ce ne sono un po' meno, ma ci sono qua in mezzo. Sapete che cosa sta succedendo, lo sapete quando guardiamo i figli, no? Vediamo che i ragazzi, anche se non hanno mai usato uno smartphone, appena nati fanno queste cose qua, no? E tu dici, ma com'è possibile? Perché lo vedono, perché ci copiano, no? Gli psicologi ce lo raccontano, ce lo dicono, noi siamo degli esempi e loro ci copiano. Pensate che questa bambina, siccome il banner non va, dice, ma allora è il dito che non va, e lo prova sulla gamba. Dice, allora è il dito, ok? Da una parte sta succedendo questo, quello che vi ho detto, dall'altra c'è chi ha una paura pazzesca della tecnologia, e allora io gli faccio vedere sempre questo dicendo, ragazzi, cioè, se ce la fa lui, voglio dire, a usarla, ce la farete anche voi, cioè, non è così grave la situazione. Sempre per i meno anziani, per i meno giovani, sanno che nel frattempo le cose sono cambiate, a volte sono cambiate tanto. Okay. Una volta si facevano volare gli aquiloni, adesso si fanno volare i droni. Una volta bisognava cercare di portare in casa i ragazzi perché basta giocare fuori, e adesso bisogna invece tirarli fuori. E soprattutto, quando tu da genitore dici basta, adesso sai cosa fate voi? Andate a giocare fuori e basta, ok? È finito e loro vanno a giocare fuori. Però la generazione che dice che questa è follia, in realtà non è che siamo tutti isolati, in realtà non è che prima erano diversi, usavano solo un mezzo diverso. Poi ormai c'è il delirio, no? Ormai anche una volta mi dicevano, ma cos'è che continui a pubblicare tutte le cose tutti i giorni? E dicevo, vabbè, racconto un po' di vita, un po' la mia vita, ma non serve a niente. Adesso, ieri, 3 amici radiologi mi hanno mandato un selfie, cioè basta, bisogna come dire, smetterla, perché altrimenti qua si perde il senso. Tuttavia stanno cambiando cose importanti nella sanità, c'è l'intelligenza artificiale che aiuta i medici a comprendere, a capire le analisi referti, ad aiutarci, li aiuta, no? a prevenire le malattie. L'importante è che non lo faccia da sola. C'è tutto il mondo 3D, VR, non ascoltate quelli che dicono quella parola che non significa nulla, che è metaverso, sono tecnologie immersive che si chiamano virtual reality, augmented reality, cioè ovvero quando vedi delle cose aggiuntive nel mondo, cioè posso cambiare il colore di questa sala quando voglio, o faccio apparire un oggetto lì, ovviamente adesso con un visore, più avanti si farà senza, più avanti serviranno non più quelle mascherone ma degli occhiali per fare questo, no? O addirittura si arriverà alle lenti a contatto. Cioè la realtà sarà diversa un po' per tutti, il comando non sarà più con le mani ma magari direttamente con il pensiero, e alcune cose funzionano già così, ok?
E in più voi che siete studenti, toglietevi dalla testa, mi spiace, ma toglietevelo dalla testa, di smettere di studiare a un certo punto. Perché succederà questo, certo, sicuro, che il lavoro che farete non esiste ancora, che sarà tutto in continua evoluzione, che sarete facilmente sostituibili da robot se non continuate a studiare. I camerieri sostituiti da robot, già, i cuochi. C'è un cuoco c'è un robot cuoco, tu dici sì vabbè ho capito, c'è uno chef stellato, vuoi mettere col robot cuoco? No, lui impara tutti i movimenti, li fa identici dello chef stellato e riproduce, nel caso la pizza, perfettamente identica come lui. Volete vedere come sarà il nostro futuro? Così. Folle? Strano? Forse sì. Ricordatevi solo una cosa però, ci sarà tutto etichettato, vedremo tutto etichettato. C'è una cosa importante anche qui, che questo mondo folle, che comincerà poi a peggiorare sempre di più. Avete presente le pagine web? All'inizio, molti di voi non se lo ricordano, non c'erano, erano semplici, adesso poi sono pieni di banner, no? Dappertutto. E anche la vita, il mondo sarà pieno di banner, sarà così. Folle, distopico. Vi devo dire, io sono 35 anni che mi occupo di digitale per lavoro e altri 10 per passione. Insomma, da quando ero piccolo ho avuto uno di quelli che ha la fortuna di avere subito una passione, una direzione. E vi assicuro che quello che oggi facciamo normalmente, cioè foto sconnessi, guardiamo qua, mandiamo le robe, stiamo live, pubblichiamo sui social, solo 10-15 anni fa era considerata follia. Se io avessi fatto vedere a quelli che oggi fanno così cosa avrebbero fatto nell'arco di 15 anni, mi avrebbero detto tu sei un pazzo, in quel mondo non ci voglio vivere. E oggi sono così. Quindi questo, che ci piaccia o meno, sarà quello verso cui stiamo andando. Ed è il che ci piaccia o meno che fa la differenza. Ok? Perché nel frattempo, mentre c'è questo mondo in arrivo, e di solito non è che ce lo raccontano tutti i giorni, però se mi seguite sui social ve lo racconto io gratis, e non vendo niente. Dall'altra parte, che so, se io viaggio e vado a New York e mi faccio male a una gamba e magari avevo già una lesione precedente, non hanno la mia cartella clinica. Chiaro questo, no? Cioè è abbastanza percettibile, cioè è evidente, è probabile che sia così, anzi sicuramente sarà così. Ma capite che, vi faccio questo esempio, la follia del senso. Cioè noi vediamo in tempo reale questa roba qua, live. Cioè la banda e internet è usato per questo. Live a volte, live, però non ho la cartella clinica. Cioè, siamo in un momento di trasformazione delirante, ok? Io devo vedere lui, ma non c'è la mia cartella clinica. Cioè, se io dico a un extraterrestre che arriva, tu lo sai che questa roba qua arriva in tempo reale, dappertutto in tutto il mondo, ma la mia cartella clinica non la trovo se mi faccio male a New York, quello mi dice siete un'umanità messa male, ragazzi, messa molto male. In ogni caso, voi sarete e siete, e lo spero per voi, pezzi del cambiamento. Un cambiamento che tocca tutto, e uno dei temi principali, soprattutto di questo summit, è l'energia. E l'energia è tanta roba perché dietro tutte le cose che vi ho raccontato fino adesso c'è l'elettricità. Ma lo sapete che l'occhiale, quello lì che vi fa vedere in 3D, è grande non solo perché la lente, ma soprattutto perché non c'è una batteria sufficientemente piccola, con così tanta capacità da permetterci di miniaturizzare delle cose, se no i nostri telefoni sarebbero la metà. Se aprite uno smartphone oggi, la parte del circuiti, quelli con dentro il microprocessore, è piccolissima, tutto il resto è batteria. Okay? Quindi immaginate che cosa sta succedendo. E dietro tutto questo c'è chi si sta occupando delle reti, perché dovete sapere. Avete presente internet? Ci sono reti da voi siete nati già con internet, ok? Io sono nato anche con internet, sono un nativo pure io. E soprattutto già da ragazzino mi connettevo c'era l'accoppiatore telefonico, cose incredibili. Ma c'era internet, si stava sviluppando, eravamo anche pochi, ho fatto i primi siti, eravamo veramente pochissimi, soprattutto in Italia dove ho iniziato a lavorare. E c'era però internet, poi si è sviluppata. Ora siamo nello stesso momento con le reti
elettriche, con le grandi reti di trasmissione elettrica, per usare un termine non scientifico, ma per capirci, che non ci sono pochissime, ma è l'inizio. Poi l'energia, le reti saranno finalmente sviluppate. E questo è un po' il punto. E magari qualcuno di voi farà parte di questa trasformazione importantissima. Dipende poi che cosa studierete, poi ne parliamo. C'è il tema dei biocarburanti. Uno dice, sì, ho capito, non è che dobbiamo elettrificare tutto. Oh, ragazzi, a volte ci sono i biocarburanti. Sì, ma i biocarburanti per farli bisogna usare l'elettricità, poco da fare. Reti così, no? Che connetteranno un po' tutto il mondo, alcune sono già quelle esistenti, e poi piano piano cresceranno. Adesso già nel Regno Unito che abbiamo tanta aria, c'è vento a Londra, io vivo a Londra da 15 anni, c'è tanto vento, vendiamo l'energia eolica alla Francia, che ogni tanto ce la comprano, loro hanno la nucleare, ce la scambiamo, poi a volte le reti servono perché magari in una parte del mondo fa caldo e hanno troppa energia e non sanno dove metterla, dall'altra parte fa freddo, serve energia, e di più è buio, e allora bisogna trasferire l'energia. Insomma, siamo in un mondo per certi aspetti primitivo, perché se guardiamo le reti è primitivo, come le prime reti dell'800 a New York, quando hanno fatto la prima rete elettrica, siamo messi più o meno così, ma bisogna sviluppare tutto. Quindi immaginatevi cosa c'è davanti, immaginatevi la dimensione enorme di quello che abbiamo di fronte, no? È veramente tanta roba. È tanta roba soprattutto perché poi tutto questo va a alimentare anche le piccole cose, no? Tutto quello che usiamo. Ma quanta roba elettrica ci abbiamo? Le batterie dappertutto, le case oggi vanno a batterie. Ci sono accumulatori che si comprano, tu accumuli energia e la riutilizzi quando serve o quando magari costa meno, perché anche gli operatori dell'energia stanno cambiando i loro modelli di business, per chi studia questo, no? E in più anche nel piccolo, ognuno di noi ha dei dispositivi che sono intelligenti o parzialmente intelligenti, ma che possono diventarlo di più. E allora vi faccio un esempio banale, che ne so, voi qualcuno è qua, in questo momento ha dimenticato la luce accesa della camera, ok? E la camera sta accesa perché l'interruttore è stupido, dice se tu mi schiacci io mi spengo, se tu mi rischiacci io mi riaccendo. Ma magari ci può essere un sensore, e oggi è già roba che compri veramente online da pochi euro, che dice qua non c'è nessuno da un po' in camera, siccome da un po' che non c'è nessuno, sai che c'è, spengo la luce. Non è male, no? Oppure, non lo so, pensate a quante cose buttiamo via oggi dal punto di vista energetico, proprio la prendiamo e la buttiamo via a tonnellate. Anche questo, guardando avanti nel tempo, sarà qualcosa di assurdo. Avete presente quando guardi proprio quelli con la clava? Con la clava fanno ciao, no? Ecco, noi adesso siamo più evoluti, abbiamo una civiltà. Ecco, quando guarderemo a oggi ci sembreremo con la clava, dal punto di vista energetico o anche di altri aspetti. E quindi, che ne so, un treno che va a 300 km/h, quante volte, a me è capitato spessissimo, va a 300 km/h e poi Milano-Roma, e poi a un certo punto questo sta fermo un quarto d'ora. Come mai? Perché deve aspettare che quell'altro, il treno davanti, ho capito, ma non potevate fare un sistema intelligente che non lo facesse andare a 300 km/h, tanto si doveva fermare un quarto d'ora, vai a 100 e risparmi un po' di energia. A volte basterebbe poco, è un po' come il filmato che vi ho fatto vedere, c'è già tutto, la tecnologia è già lì, è già qua, bisogna solo distribuirla, no? E qui ad esempio, non so, l'efficienza dell'elettrico è straordinaria. Qui si parla di energie alternative, no? Sostenibili. E l'elettrico fa parte di questo. È straordinario perché funziona, serve, si trasforma subito in quello che promette. Quello che c'è lì dentro si trasforma. Quando bruciamo della benzina o nei motori termici a esplosione, ma è un'efficienza bassissima. Poi adesso arriveranno ingegneri esperti di questo a cui faremo delle domande. Io rimango qua perché voglio far proprio loro delle domande su questo, perché voglio capire sino in fondo, magari lo capiamo anche insieme, ok? Per cui la sostanza è, ragazzi, c'è tanto da fare. A volte si parla di disoccupazione giovanile, non è vero, dipende che cosa fai, no? È evidente. Peraltro, novità, per chi è appassionato di materie invece più umanistiche, pensate che io sono quelle che consiglio, anche. Perché? Perché secondo me o stai da una parte o dall'altra oggi, stare in mezzo, quindi o diventi un ingegnere, no? E quindi verticale,
o dall'altra parte, questo è il mio personale parere, o puoi anche studiare il mondo umanistico, perché è fortemente collegato oggi proprio ai problemi legati all'intelligenza artificiale e ai vari automatismi. Cioè serve l'uomo al centro. Noi dobbiamo rimanere al centro, perché tra poco ci sarà una cosa che si chiama singolarità, e la singolarità è quella cosa per cui l'intelligenza artificiale diventa così più intelligente dell'uomo da prendere il potere, perché è più intelligente di noi. Sembra un film di fantascienza, probabilmente non lo è. E noi siamo qua per questo. In questo momento infatti si sta lavorando un po' tutti, in Italia si sta facendo in Europa, si sta facendo un po' nel mondo. Quelli che lo stanno facendo un pochino meno sono gli Stati Uniti, ma sapete perché? Perché sono i proprietari in questo momento della maggior parte delle aziende che fanno intelligenza artificiale. Quindi di voglia di regolamentarlo al momento non c'è questa forte desiderio, ma qui ne abbiamo tanto. E per far funzionare tutto questo, dall'altra parte, di là ero di là quando ho detto umanisti, e di qua ci vogliono ingegneri. Allora ho detto, ma qua che cos'è che si studia per queste materie? E ho trovato il corso di studi qua dell'Università di Studi di Trieste, che fa una cosa molto verticale, l'ingegneria dell'energia elettrica, gli ingegneri elettrici. Not bad, cioè, come dicono in inglese pazzesco, no, dico not bad, io ci ho messo un po' a imparare, ma perché not bad? Dice, non male, no, là quando dicono not bad vuol dire wow, no? E qui si studia questo, per esempio, per cui credo che, secondo me, dovreste fare percorsi di questo tipo, quindi o questo, o se avete più passioni legate invece alle cose legate all'umano, cosa che è fondamentale, come dicevo prima, potete pensare anche di farlo serenamente. Anzi, in Italia abbiamo i migliori licei di quel tipo, peraltro, e anche università. Va bene? Allora, adesso entriamo nel vivo dei contenuti con una serie di ospiti. Adesso richiamo qua sul palco l'ingegnere Suligoi, il professore, perché intanto chiama gli ospiti, facciamo spostare le sedie e incominciamo a interrogare professori e ingegneri su questi temi per capire come la pensano e per capire cosa è successo. Scendo giù, vado a cambiare il microfono, mi cambio vestito, no scherzo, e arrivo e torno. Un applauso! Grazie Marco. Grazie Marco. Allora io ho il piacere di chiamare sul palco l'ingegner Giorgio Graditi, che è direttore generale di Enea. Enea è l'ente, diciamo, più strutturato, più grande che ci sia in Italia sulla ricerca su energia e ambiente. L'ingegner Antonello Mordeglia, che è presidente di Danieli Automation, quindi tutta la divisione del gruppo Danieli che si occupa di tecnologie, power electronics, automazione, sensori, dati, e l'ingegner Roberto Gasparetto, che è l'amministratore delegato di Acegas APS Amga del gruppo ERA, che è la multi-utility di Trieste, ma non solo di Trieste, perché eroga servizi anche su Gorizia, anche su Udine, ed è in qualche modo, lui e questa società hanno sicuramente una grossa responsabilità su quello che è il rimodellare la città rispetto a, come diceva prima l'assessore Amirante, come si rimodellerà il porto e che tipo di servizi e nuove opportunità questo potrà portare alla fine a tutti noi, insomma, tutti noi come cittadini. E siamo pronti quindi a dialogare con loro. Rieccomi, cambiato. Prova microfono funziona, buongiorno. 1, 2, 3. Ho detto delle cose molto sbagliate? Ci attacchiamo a quelle che hai detto. Oh, bene. Allora, io ho qua segnato un po' di domande, perché ho detto, aspetta un attimo, che secondo me c'è qualcosa di importante. Allora, ad esempio, e qui mi rivolgo all'ingegner Graditi, e dico, va bene elettrificare tutto, ok? Però abbiamo anche degli obiettivi di decarbonizzazione. A che punto siamo? Li rispettiamo, non li rispettiamo? Decarbonizziamo? No, perché qui non ne possiamo più. Ho visto che Milano è la terza città, quarta più inquinata al mondo, cioè cose che... No, un pochino, o no?
Sì, intanto grazie a tutti e soprattutto grazie a voi di essere qui. Io volevo fare un rapido passaggio su quello che è stato detto prima. Noi oggi dobbiamo interpretare correttamente il rapporto tra la tecnologia e la cultura, evitando che ci siano sovrapposizioni o inversioni di ruolo. E vorrei farvi riflettere e soprattutto condividere il fatto che la tecnologia e la cultura siete voi in entrambi i casi. E la cultura, guardate, che è l'unico bene che, se distribuito, cresce di valore. Non ce ne sono altri. Non c'è nessun altro bene primario. Se voi prendete il pane, l'acqua e lo distribuite, perde valore. Se distribuite la cultura e la condividete, cresce di valore. Questo è il tema fondamentale che oggi dobbiamo affrontare. E va affrontato nella misura che si diceva prima, avendo coscienza e conoscenza di ciò che c'è oggi, ma costruendolo insieme, perché la conoscenza è vostra, non significa abbandonare questa responsabilità a voi, ma significa condividerla e costruirla insieme a voi. E non è una privazione della tecnologia, la cultura aiuta a rendere la tecnologia migliore e a tradurla in servizi, a tradurla in benessere. Detto questo, ritorno alla domanda. Agli obiettivi. Gli obiettivi. Noi dobbiamo decarbonizzare. Che significa intanto decarbonizzare? Significa evitare che abbiamo qualcosa che va in aria, anidride carbonica, altri inquinanti, che determinano poi delle ricadute negative che si traducono in cambiamenti climatici, che si traducono in qualità della vita peggiore, che si traducono in situazioni difficili dal punto di vista poi degli impatti in termini di salute, eccetera, eccetera. Per decarbonizzare dobbiamo utilizzare qualcosa che è più pulito. Più pulito significa in primo luogo che non dobbiamo bruciare i combustibili che voi conoscete, cioè sostanzialmente benzina o combustibili che in ogni caso emettono inquinanti in atmosfera, e dobbiamo utilizzare delle tecnologie nuove che ci consentono di avere un percorso virtuoso. Quindi le fonti rinnovabili, immagino che tutti voi, insomma, camminando per le strade potete osservare i pannelli solari fotovoltaici, i pannelli solari termici, l'eolico, queste pale eoliche che, insomma, utilizzano il vento e trasformano il vento poi in energia elettrica. Dobbiamo agire sui trasporti, se ne parlava prima, dobbiamo andare verso anche lì trasporti più puliti. Avere trasporti puliti significa sostanzialmente elettrificarli, quindi avere un'elettrificazione del trasporto, quindi l'auto elettrica ne è un esempio. Significa utilizzare gas rinnovabili, quindi sostituire ad esempio oggi benzina o diesel con l'idrogeno, oppure con comunque in qualche modo combustibili che sono sicuramente più puliti. Dove siamo? Siamo in un percorso di transizione, anche questo lo dobbiamo dire con la massima onestà intellettuale, lo dobbiamo condividere scienza e coscienza. Si portava l'esempio prima dell'interruttore. La decarbonizzazione è lo stesso concetto, non è spegni e accendi, è un processo che richiede del tempo, che va condiviso e va costruito, ma dobbiamo iniziare a farlo, lo stiamo facendo, dei passi importanti sono stati avviati e si vedono sostanzialmente in termini di presenza significativa di fonti rinnovabili, in termini di infrastrutture, sia di rete elettrica, le cosiddette smart grid, poi magari si farà un passaggio anche su questo punto, l'introduzione delle tecnologie abilitanti, quindi l'ICT, le tecnologie per la digitalizzazione, se ne citavano alcune, cioè, magari per voi è molto più familiare l'IoT, cioè l'Internet of Things, è più familiare che so, il supercalcolatore, i big data, si parlava di machine learning, ce ne sono tante, sono tutte tecnologie che consentono di rendere, chiamiamo, diciamo, più intelligenti i sistemi. In realtà anche qui il concetto di smart va chiarito bene. Gli americani usano il termine smart in senso opposto a quello che noi diciamo intelligente, cioè in realtà il loro concetto, essere intelligente significa non essere stupidi. Cosa vogliono dire? Vogliono dire che nessuno pensa di fare qualcosa che non è intelligente, cioè la costruisce già con quell'obiettivo. Il punto è che poi per renderla intelligente, ritorno al concetto di prima, serve la cultura, serve la conoscenza, serve la capacità di vedere oltre. Questo è il concetto di smart. E su questo si sta lavorando introducendo nelle nostre case. È interessante il tema, il sensore che vi consente di spegnere la luce, il sensore che vi consente di ottimizzare l'utilizzo degli elettrodomestici, il vostro smartphone con cui gestite
anche i trasporti, lo sharing dei trasporti, eccetera, eccetera. Sono tutti strumenti che ci permettono di avere ovviamente delle ricadute positive. C'è un altro tema importante in questo contesto della decarbonizzazione, che poi magari sarà oggetto dopo, che è quello della costruzione delle figure professionali. Per decarbonizzare qualcosa e fare la transizione energetica ci servono i professionisti, cioè ci servono le persone che hanno la competenza e la conoscenza per farla. E in primo luogo significa avere figure tecniche, specialistiche. Si parla di ingegneri, ingegneri sono centrali, adesso posso sembrare di parte perché io sono ingegnere, quindi non è una difesa della categoria. Vi assicuro, io vengo da un liceo, ho fatto il liceo, ho fatto studi iniziali filosofici, cioè sono forse un esperto di filosofia equivalente a quello dell'ingegneria proprio per mia passione, quindi vi trasferisco che l'aspetto umanistico è fondamentale anche perché la scienza si basa su una forte componente umanistica, ma ci servono le figure verticali, cioè coloro che sono in grado di fare poi i pezzi, gli oggetti, di trasformare quelle azioni in servizi, e su questo dobbiamo lavorare molto insieme sul concetto di costruire dei percorsi formativi adeguati. Voi dovete sapere cosa c'è, cosa vi aspetta, nel senso quali sono le opportunità e quali sono anche le ricadute di queste opportunità. Io sono totalmente d'accordo con quello che è stato detto prima. Talvolta dice, manca il lavoro, stiamo attenti su questo termine. E il lavoro spesso c'è, dobbiamo sapere dov'è, come va gestito, come va intercettato. Questo Scusa, non è un chi problema. è che qui ha intenzione di fare un percorso del genere? Alzate la mano, chi vuol fare ingegneria, chi vuol far funzionare le macchine. Sulle mani! Oh! Cioè, vogliamo rimanere disoccupati qua? Non ho capito io. Forza! Adesso però cambierete idea, va bene? No, scherza. Si scherza. Però, voglio dire, guardate, pochi e poi, come dire, ne servono di più! Scusate, mi sono tenuto. Non c'è... Sicuramente ci servono e su questo credo che si possa fare bene. Poi, fra l'altro, siete in una realtà, e chiudo, non voglio togliere tempo agli altri colleghi, estremamente virtuosa. Io sono siciliano, quindi abbastanza distante dal Friuli in termini geografici, quindi un cosiddetto sudista, direi quasi dell'Africa mediterranea. Sto fuori dalla Sicilia da 30 anni, fra l'altro ho lavorato in Friuli negli anni 90 per 3-4 anni nel mondo imprenditoriale, e avete una realtà che direi è un esempio estremamente virtuoso rispetto al contesto nazionale. Che avete una rete importante, che è una rete fatta dalle istituzioni, fatta dagli istituti scolastici, da un'università che indubbiamente è di altissimo profilo e da un insieme di enti di ricerca e soprattutto da un'imprenditoria importante che intercetta tante filiere produttive e che ha una sensibilità, è oggettivo, evidente, questo è pacifico, rispetto al tema della decarbonizzazione, ma rispetto al tema della formazione. Quindi le opportunità ci sono. Bisogna conoscerle e bisogna, ripeto, intercettarle. E su questo è fondamentale il passaggio scolastico. Io lo dico con assoluta convinzione. Guardate che per cambiare le cose bisogna agire sull'aspetto culturale. Non c'è soluzione alternativa. E per agire sull'aspetto culturale dobbiamo farlo insieme e soprattutto dobbiamo noi aiutare voi a farlo e voi aiutare noi in questo processo, perché è l'unico passaggio. Ci sono anche delle considerazioni bellissime su questo, fatte da tantissimi studiosi, tra cui, insomma, questo non è uno studioso, è un grandissimo scrittore, non so chi di voi abbia mai avuto il piacere di leggere Dostoevskij. Tra le tante cose che ha detto, un scrittore russo, insomma, che ha segnato un percorso di cambiamenti importante dal punto di vista letterario, tra cui ha detto che la bellezza cambierà il mondo. La bellezza è cultura. E se ci pensate, il bello vi piace, vi appartiene, ma non ve ne accorgete, nel senso che non lo vedete giornalmente, ma voi l'elemento della cultura, del bello, della conoscenza, ce l'avete dentro, perché stare a smanettare su un iPhone, su uno smartphone, cercare qualcosa, è comunque una sensibilità di conoscenza, una voglia di cultura, una voglia di sapere, una speculazione scientifica, letteraria, nel senso nobile del termine. Ora, non è che seguite l'influencer che si trucca, diventa bello, allora avete cultura, cioè, voglio dire, bisogna rimettere a posto, nel senso che bisogna capire che cosa significa. E online c'è una marea di roba. Io ho mio figlio di 12 anni
che è appassionato di digitale, l'altro no, quello più anziano, quindi non è colpa mia. Io vedo che impara le cose a una velocità straordinaria rispetto a quello che facevo io. Per forza, a internet, io dovevo usare i manuali, capite? È diverso. E poi qua abbiamo l'ingegner Mordeglia, no? Che è il presidente di Danieli Automation, tutti conoscete Danieli, centrali e costruttori di acciaierie, ma soprattutto la prima cosa che viene in mente è consumano tanta energia e in generale, nel passato, nella cultura, l'inquinamento, chissà quanto inquineranno. In realtà usano l'energia elettrica e soprattutto oggi riescono a farlo in modo sostenibile, in modo decarbonizzato, come abbiamo detto. Ingegner Antonio Mordeglia, come fate? Buongiorno a tutti, grazie. L'industria metallurgica mondiale genera circa l'8% della CO2 che generiamo nel globo, pertanto è importantissimo per noi la transizione. Noi creiamo la tecnologia, poi i nostri clienti, che sono gli acciaieri, cioè quelli che utilizzano le nostre macchine, sono quelli che poi devono fare gli investimenti per decarbonizzare. Decarbonizzare cosa vuol dire? Vuol dire sempre aumentare efficienza. Vi faccio un paio di esempi perché prima è stato fatto riferimento a qualcosa del genere, che sono dati interessanti che ho messo giù così per far vedere cosa vuol dire efficienza. Esatto. E un litro di benzina è equivalente a 9,5 kW di energia, ne viene usato circa alle ruote il 18%, pertanto oltre l'80% viene sprecato in calore, attriti e quant'altro. Un'auto elettrica con le batterie ha un'efficienza del 90%, di conseguenza l'energia equivalente per fare un pieno di batterie, che poi sarà il futuro, andrà sviluppata da voi ragazzi, visto che non sarete ingegneri, magari elettronici, sarete adesso hanno cambiato idea molti. Sarete chimici o che cosa, magari in tecnologia delle batterie. Una batteria ha bisogno di un quarto dell'energia che serve nel serbatoio per fare la stessa strada. Di conseguenza non è solo un problema poi quello di avere così tanta energia, magari utilizzarla meglio. Vi faccio questo esempio delle lampadine a filamento rispetto a quelle a LED. Guardate qui cosa è successo, che praticamente 4 ingegneri, 3 giapponesi o 4 erano, che si sono beccati pure il Nobel, hanno realizzato il LED che ormai è ovunque, noi non lo sappiamo, ma ha abbattuto il consumo elettrico dell'80%, 85%, 90%, è incredibile questo, no? Pertanto quello che abbiamo, se lo sappiamo utilizzare meglio, poi magari non è che serve così drasticamente rifare il mondo. Ecco, serve tanta energia nella metallurgia, vi spiego perché. Perché il processo della metallurgia che vedete qui, allora oggi si parte per il 60% dei 2 miliardi di tonnellate di acciaio che si producono nel mondo, il 60% viene utilizzato per fondere il carbone, cioè energia fossile, solo il 35-40% è il forno elettrico dove si fa recycling. Poi purtroppo adesso bisogna fare questo, non si può più usare il carbone, non si deve più usare il carbone perché è quello che genera l'8% di CO2. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo 2 tecnologie, una che usa praticamente al posto del carbone l'idrogeno e si chiama riduzione diretta, e l'altra è il forno elettrico, cioè si recupera il rottame di ferro, si mette in forno elettrico, con l'energia si fa arco e si fonde e si va avanti così con questo processo. Qual è il punto? Cosa abbiamo inventato noi? Siccome ci serve tantissima energia, abbiamo inventato il forno digitale in Danieli. Cos'è il forno digitale? Che rispetto a quello analogico che era basato su un semplice trasformatore inventato da Mr. Siemens nel 1900, noi l'abbiamo digitalizzato, ovvero abbiamo convertito la corrente da corrente alternata continua e nuovamente in alternata con dei transistor di potenza. Poi magari più avanti vi spiego un po' come è fatto questo, in modo semplice, senza annoiarvi. Praticamente questo comporta che non disturbiamo più le reti elettriche, non servono filtri per mitigarle, non abbiamo bisogno di tutta quell'energia che serviva prima perché risparmiamo un 8-10% facilmente di energia e tante altre cose.
che portano il beneficio, perché un forno elettrico, ci chiamano energivori, consuma fino a 300 megawatt ora. Fate conto che voi a casa avete 3 kilowatt ora, questo consuma 300 megawatt ora. Cos'è questo? Questo è un forno che suona, perché io poi dopo che l'ho fatto digitale l'ho fatto anche suonare cambiando le frequenze fusorie, cioè quando io fondo cambio le frequenze dell'energia e ho fatto il Nabucco. No, allora, però questa è creatività, e qui ci vuole creatività, capacità e ovviamente ci vuole anche la competenza, no? Però è straordinario, cioè a seconda delle... Senti. Cioè, siccome lo comandi live, questo ha delle vibrazioni, adesso, sì, incredibili. a parte tutto, noi l'abbiamo realizzato, i primi brevetti sono stati depositati nel 2014 circa, ormai ne abbiamo venduti quasi 50, abbiamo aumentato il fatturato della Danieli, andrà a aumentare di circa 2 miliardi di euro, siamo gli unici al mondo che abbiamo questa tecnologia e sarò magari più avanti, se ho l'opportunità, vi spiego un po' meglio come è fatto. Questa è elettronica di potenza e controllo, è un giocattolo molto molto piacevole. E come diceva Steve Jobs, un giorno ne avremo tutti uno in casa, no? Tranquilli, non è che dobbiamo fonderci l'acciaio in casa, anche se però ci sono le stampanti in 3D che piano piano incominciano ad arrivare. Dice, mi serve una forchetta, no, la stampo io, tranquillo, tutto a posto, che lì serve materiale e serve elettricità. E poi, ingegnere Roberto Gasparetto, che è l'amministratore delegato di Ace Gas APS AMGA, che conosciamo, e allora qui siamo al C-Summit. Ovviamente c'è una cosa qua che sappiamo tutti, che là si vede anche, quasi, è lì vicino, il porto di Trieste. E cosa succede? Che adesso, che è il primo in Italia, non so se forse lo sapete, per tonnellate di merce che passa, treni, tutto, cioè una roba, passa tutto da lì praticamente. E giustamente anche loro hanno detto, aspetta un secondo qua, dobbiamo anche noi occuparci di elettrificare. E stanno elettrificando le banchine, cioè praticamente le banchine e tutto quello che c'è connesso. E serve tanta elettricità, ma tanta, addirittura pensate, se qua non ho preso appunti sbagliati, serve la stessa di tutta la città di Trieste, praticamente è raddoppiato tutto, e allora se lo facevano a carbone, ciao, non respiravamo più qua dentro, meno male che lo fanno in modo diverso. Come lo fate? Allora, intanto un saluto a tutti, è un piacere vedere tutto questo futuro qui in questa sala. Come lo facciamo? Lo facciamo pensando appunto al futuro. Adesso stamattina avete sentito tante suggestioni sul futuro, i colleghi che mi hanno preceduto hanno già raccontato quali sono le strategie che governano questa evoluzione del futuro. Qui a Trieste ci troviamo appunto in una prospettiva che nei prossimi anni richiederà una dotazione di energia doppia rispetto a quella attualmente gestita. Parlo di energia in termini sia di potenza che di energia proprio vera e propria, quindi la potenza per il numero di ore per le quali questa potenza viene utilizzata. E banalmente, se uno dovesse dire c'ho il doppio di richiesta, raddoppio le infrastrutture. Il raddoppio delle infrastrutture ha dei limiti che sono legati intanto al costo di queste infrastrutture, all'occupazione fisica degli spazi che non ci sono, e poi al fatto che se noi raddoppiassimo le infrastrutture raddoppieremo anche l'impatto sul territorio. Noi dobbiamo fare una cosa contraria invece, dobbiamo dare questa dotazione di energia, darla nel momento giusto, al posto giusto, non solo limitando l'impatto ambientale, ma addirittura riducendo l'impatto ambientale. Quindi l'elettrificazione significa dotare di energia elettrica le parti della città che le richiedono, e qui adesso vi facciamo vedere in regia c'è il collega Marco Vanzetto che sta navigando in questo momento. Siamo collegati direttamente con il telecontrollo della rete elettrica di Trieste, perché quando si parla di raddoppio bisogna parlare di numeri veri. Occhio dove clicchi, che mi spegni tutto. Adesso Vanzetto potrebbe teoricamente anche intervenire sulla rete e chiuderne dei pezzi. Esatto, no? Per quello. Attualmente a Trieste, io chiedo a Marco, che dovrebbe essere collegato anche con un microfono, quanto in questo momento qual è la richiesta di energia che la città di Trieste sta esprimendo, perché vorrei evitare di fare l'errore che ha fatto Sulligo prima, che non aveva
nell'aggiornamento non aveva l'ultimo liceo che si era iscritto. In questo momento che cosa stiamo consumando a Trieste, Marco? Sì, Roberto, in questo momento la città di Trieste consuma poco meno di 100 megawatt e vediamo qui che la cabina che alimenta questo evento sta consumando adesso come somma circa 20 megawatt. Quindi noi siamo dentro un pezzo della città che consuma 20 megawatt, la città circa 100 megawatt. La realizzazione della elettrificazione del porto di Trieste, unita a dotazioni per la piattaforma logistica, ma anche alle dotazioni che serviranno nei prossimi anni per l'elettrificazione dei consumi delle auto elettriche, per la elettrificazione di consumi domestici, perché la prospettiva futura sarà quella di sostituire i consumi domestici da consumi con il metano, quindi con vettori che sono portatori di CO2, con l'elettrificazione, che quindi con un vettore energetico che può essere indenne dalla CO2. Ci mettiamo sopra appunto la necessità di avere i trasporti assistiti dall'energia elettrica, di avere l'energia elettrica nei consumi, quindi si va a un raddoppio, più che un raddoppio, perché la prospettiva è di arrivare ad avere una necessità di potenza di circa 300 megawatt. Oggi, in questo momento, la città ne richiede 100, che come si fa a portare queste altre dotazioni? Sempre Vanzetto sta navigando in questo momento in tempo reale su quello che è la rete della città di Trieste. Come vedete è una rete magliata, è una rete che per essere idonea a fornire l'energia al porto e a tutte gli altri fabbisogni della città deve diventare intelligente. Il concetto della rete intelligente è appunto noi dobbiamo sfruttare le infrastrutture esistenti e usarle bene per fare in modo che possano produrre degli effetti superiori. Le infrastrutture che abbiamo realizzato in passato hanno una loro capacità latente di esprimere delle altre capacità che noi stiamo recuperando con la tecnologia. Qui stiamo vedendo quello che si chiama il gemello digitale della nostra rete. Tutta la rete di Trieste ha un suo gemello digitale, quindi vediamo un pezzo in 3D. La rete, per come è conformata, quindi vedete un'alta complessità della rete. L'utilizzo di queste infrastrutture con appunto una sorta di intelligenza che gestisce i flussi di energia in termini di richiesta di energia e produzione di energia, mette la città nelle condizioni con poco implementazione di infrastrutture. Quindi noi metteremo giù un cavo in più e faremo una cabina primaria in più. Con questi due interventi che sono stati finanziati peraltro dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, valore di 18 milioni di euro, uniti a una automazione di tutte le cabine che gestiscono la città, permetterà di avere questo raddoppio di dotazione. Quindi voi capite che la tecnologia applicata su una infrastruttura storica, perché alla fine questa è un'infrastruttura storica, la città di Trieste è una delle città che per prime in Italia si è dotata di infrastrutture idriche, fognarie e energetiche, applichiamo su una struttura storica con l'intelligenza, sfruttiamo al meglio gli asset che ci sono. Questo lo facciamo utilizzando appunto la tecnologia che ci permette di avere una precisa e puntuale e istantanea fotografia di quello di cui la città ha bisogno. Infatti oggi abbiamo pensato con Marco di raccontare queste cose essendo collegati in tempo reale con il telecontrollo, perché questo concetto della tempestività dell'azione è fondamentale, perché la rete si deve adattare in maniera molto rapida ai fabbisogni. Si adatta sulla base di sequenze di manovre che sono state pensate dall'uomo e che sono gestite dall'intelligenza artificiale. La sequenza è questa: l'uomo che mette in condizione l'intelligenza artificiale di gestire al meglio la rete, non il viceversa. Noi avremmo potuto seguire delle suggestioni che qualche consulente ci dava. Non ti preoccupare, applichiamo degli algoritmi che sono invarianti e che sono applicabili con sicurezza alla tua città. Abbiamo pensato che la città ha bisogno dell'ingegno umano per essere compresa, per essere letta da un punto di vista sistemico. E qui
serve appunto che ci sia un approccio alla città che non deve essere un approccio verticale esclusivamente da parte di chi segue la tecnologia del trasformatore. Qui bisogna unire il trasformatore al contatore dell'utente che richiede l'energia, unirlo all'algoritmo che gestisce il dispacciamento dell'energia nella cabina primaria e unito anche al telecontrollo di Terna, che è la rete nazionale che fornisce l'energia. Il concetto della rete, e qui vedete qual è la complessità della rete. Una rete del genere ha bisogno di essere compresa, è l'uomo che l'ha costruita, è l'uomo che la deve gestire. Gli algoritmi servono perché la gestione sia indenne da errori. Indenne da errori significa garantire alla città di Trieste in questo caso, la continuità del servizio. La città di Trieste ha un primato in termini di continuità di servizio e qualità del servizio, e ce l'ha perché? Perché noi, che siamo gli operatori della città di Trieste, conosciamo intimamente la rete, la conosciamo intimamente e abbiamo applicato alla rete, stiamo applicando sempre, ogni giorno alla rete, delle tecnologie che rendono questa rete sempre più resiliente, in grado di affrontare i rischi che derivano dalle aggressioni che sono legate poi ai cambiamenti climatici. Ve ne cito uno: lo scorso anno la città di Trieste è stata accerchiata dagli incendi, vi ricordate tutti che sono stati gli incendi della città di Trieste. La città di Trieste non ha mai, nonostante ci siano state delle interruzioni dell'alimentazione elettrica delle reti principali perché gli incendi erano proprio sotto gli elettrodotti, non ha mai avuto un minuto di interruzione della rete elettrica perché con queste tecniche di intelligenza artificiale noi abbiamo bilanciato istantaneamente la rete, avevamo anche approntato dei sistemi di generazione di energia alternativa, sono arrivati dei tir con dei gruppi elettrogeni che abbiamo disposto e non abbiamo utilizzato, ma non per fortuna, perché la rete ha reagito adeguatamente. Quindi questa è una rete che è stata resa resiliente utilizzando l'intelligenza artificiale e applicata sulla base di un disegno che è stato fatto dall'uomo. Io sono l'amministratore delegato, ho una certa età, ho 66 anni, ma questa rete qui è gestita da ragazzi come Marco Vanzetto, che adesso è qui con me e lo ringrazio perché mi aiuta a navigare sulla rete, ma è lui che fa le manovre. Quindi voi siete nelle condizioni che tra una decina d'anni, se studierete, se avrete l'impegno, se avrete la capacità di comprendere questi processi, potrete essere nelle condizioni di governare la rete elettrica della città di Trieste. Che poi dai, è tipo GTA 5 un po', no? Cioè, nel senso che bisogna solo capirne cosa succede, non bisogna fare i danni che si fanno su GTA 5 però. Va bene, grazie, perfetto. A proposito di reti, ingegnere Granditi, da direttore generale dell'Enea, come siamo messi a reti, smart grid, hypergrid in Italia rispetto al resto dei paesi? Cioè, siamo messi male, siamo messi bene? Cioè, no? No, siamo messi sicuramente bene. Intanto un passaggio rapido, visto che è stata citata Enea. Enea è un'agenzia nazionale di ricerca, è il secondo ente di ricerca italiano. Noi facciamo ricerca sulle nuove tecnologie, sull'energia e sullo sviluppo economico sostenibile. Per darvi qualche numero, stiamo parlando di 2.500 persone, la maggior parte di queste persone sono ricercatori, quindi sono delle persone che hanno delle lauree specialistiche, prevalentemente in ingegneria, ma ci sono ovviamente anche i chimici, i fisici, i biologi, però l'elemento energetico è un elemento centrale. Si è citato prima, poi vado alle reti, ci sono esempi concreti. Che significa ad esempio fare ricerca? Significa studiare, conoscere. Esempi banali, si è parlato dell'idrogeno. L'idrogeno è uno dei vettori per la decarbonizzazione, sicuramente, è un processo diciamo da costruire, ma c'è. Però l'idrogeno, ad esempio, è l'elemento più diffuso in natura. Molti di voi, immagino, un po' di chimica probabilmente la conoscete, è il primo elemento della tavola periodica, quindi significa che è il più leggero. Siccome è leggero, non riesce a star fermo, va via, scappa, e per mantenerlo si accoppia a qualche altra cosa. Quindi l'idrogeno in natura come elemento singolo non esiste, si accoppia e fa l'acqua. Noi per recuperarlo lo dobbiamo scindere, per scinderlo ci serve l'energia, perché altrimenti non lo recuperiamo. Ritorniamo al principio di base, un'energia pulita
elettrica che ci permette di dissociare. Batterie, si parlava prima, voi smartphone, la batteria è vero, incide in modo significativo, si lavora per fare ricerca e far sì che ci sia un sistema di accumulo energetico che sia più efficiente, duri di più e che non utilizzi materie critiche. Un altro tema importante, cioè evitare che si utilizzino materie che sono critiche perché è difficile recuperarle, perché la loro estrazione è molto costosa e molto impattante, eccetera. Le reti, le smart grid, citava prima l'amministratore delegato, è un punto centrale, perché ricordatevi che il vettore deve fisicamente camminare, deve stare su una rete, su un hardware, su qualcosa che poi ci consente di arrivare a casa a pigiare l'interruttore e avere la luce. Il concetto delle smart grid è stato chiarito in maniera puntuale, significa avere delle reti intelligenti, cioè abbiamo noi degli strumenti che ci consentono di gestire in maniera istantanea un elemento di base. È semplice il concetto di una rete elettrica. La rete elettrica, per stare in equilibrio, istantaneamente deve avere un equilibrio tra la produzione e la domanda. Il principio è come quello idraulico, ok? Ciò che governa è la domanda, quindi noi dobbiamo far sì che il sistema sia in grado di inseguire la domanda e mantenere questo equilibrio. Le tecnologie di cui si parlava prima consentono di gestire questo equilibrio e di gestirlo anche in situazioni critiche. Quali sono le situazioni critiche? Gli eventi non prevedibili, quindi eventi atmosferici estremi, ad esempio. Eventi di sovraccarico estremo dovuto al fatto che in estate col caldo insomma, che si è manifestato tutti quanti andiamo ad un maggiore consumo delle pompe di calore, situazioni determinate da incendi che vanno a creare una difficoltà su una cabina e tante altre cose. Quindi serve un concetto di intelligenza. L'Italia su questo indubbiamente è all'avanguardia. Noi dal punto di vista delle smart grid indubbiamente abbiamo una competenza fortissima, la nostra rete di trasmissione è una rete smartizzata, già è una rete intelligente, stiamo lavorando e si sta lavorando in modo molto importante sulla rete di distribuzione per arrivare anche a un livello importante in questo senso. Qui un passaggio rapido sul concetto poi della smart grid. La smart grid diventa intelligente sempre nel senso in cui abbiamo spiegato, nel momento in cui mettiamo su qualcosa, ma quel qualcosa poi deve essere gestito. E ritorniamo al concetto di prima, diceva giustamente l'amministratore delegato, ci vuole qualcuno che poi ammacca un bottone, che prende delle decisioni, che indirizza dei processi. Per farlo ci vuole la conoscenza di quei processi, la tecnologia ci consente di applicarli, ma bisogna conoscerli, quindi bisogna avere questa, diciamo, anche passione, lasciatemi dire, sensibilità che può essere di varia natura sul tema energia, perché l'energia è un bene primario. Per chi aveva qualche dubbio, credo che il dubbio sia stato immediatamente, diciamo, chiarito con la pandemia. Tutti quanti abbiamo compreso che l'energia non è qualcosa di assicurato e sicuro. Quando abbiamo avuto la crisi energetica e il gas iniziava a salire alle stelle, eccetera, e si iniziava a parlare di eventuali razionamenti o criticità, tutti hanno percepito quanto sia importante l'energia. E quindi su questo vi invito a fare una riflessione, perché molto spesso diamo per assodato e per scontato qualcosa che di per sé non lo è, lo diventa se tutti insieme la costruiamo. E quindi ritorno al concetto, sul settore energia diventa centrale la figura, non voglio essere su questo eccessivo, ma la figura degli ingegneri, e ripeto, il tema dell'ingegneria elettrica è un tema fondamentale. Su questo probabilmente forse la parola elettrica non è così comune, non è così familiare, ma la parola elettrica è declinata nelle forme in cui stiamo dicendo oggi. Significa accumulo più efficiente, significa sistemi più efficienti, consumare meglio l'energia, significa trasporti più sostenibili, significa attivare tutta una serie di ulteriori funzioni e vantaggi che poi si riflettono per tutti noi. Non mi ricordo se ve l'ho già detto che servono ingegneri e se per caso qualcuno di voi ha voglia di studiare ingegneria. Ci servono gli ingegneri elettrici. Non so se, non mi ricordo, sì, no, ve l'ho già detto. Non mi ricordavo se gliel'avevo già... Però glielo direi. Ragazzi, servono ingegneri, cercate di ingegnerizzarvi, ingegnatevi in qualche modo.
Oh, a proposito di ingegneri, l'ingegnere Antonello Mordeglia che sta digitalizzando l'elettricità, però io dicevo è pieno di parole un po' ad effetto, no? L'impresa, l'industria, anche l'impresa l'ho scritto io, l'industria 4.0, perché facciamo le cose, però poi a parte le parole, poi dietro c'è a volte la sostanza che non c'entra niente con le parole, è un po' come quando prima vi ho detto metaverso, guardiamo la sostanza, cosa c'è dietro, magari la parola è un po' vuota. E a proposito di sostanza, prima ero curiosissimo se riusciamo, possiamo vedere o parlare di tutta questa, come dire, della digitalizzazione dell'elettronica di potenza, di tutte le tecnologie, no, elettriche, come state facendo, come funziona, cosa vuol dire digitalizzare l'elettricità? Allora, praticamente l'elettricità per fisica va dove fa meno fatica, perché l'energia va sempre dove fa meno fatica, come l'acqua, dall'alto al basso, uguale. Da un alto potenziale va al basso potenziale. E l'energia naturalmente, pertanto, cosa fa? Tende di andare il più veloce possibile, più possibile. Io la devo controllare, non voglio che vada quando vuole lei, no? Pertanto cosa succede? Nell'industria metallurgica noi utilizziamo tantissima energia. Abbiamo sentito prima che c'erano 100 megawatt in uso a Trieste, un'acciaieria di quelle che stiamo progettando per ArcelorMittal, solo un forno ne consuma quasi 300 per ogni ora, pertanto 3 volte, povere Terna, ci vuole una bella rete. Comunque sì, cosa succede adesso? Che decarbonizzando serve più energia, perché serve l'energia per produrre l'idrogeno, ma serve anche l'energia poi per far funzionare i forni elettrici. E non è solo questo, perché nell'industria metallurgica noi abbiamo bisogno anche di energia poi per muovere i motori, pertanto parliamo di motori di potenze molto grandi, non quelle di casa o quelle dell'autobus o dell'automobile. I motori che utilizziamo noi principalmente per laminare hanno potenze da 10, 15, 20. In Olanda abbiamo un laminatoio che ogni gabbia di laminazione ha fino a 30 megawatt. Sono tecnologie che hanno bisogno di elettronica di potenza. Cosa significa questo? Allora, questo significa saper progettare utilizzando dei dispositivi che si chiamano IGBT, che vuol dire Insulated Gate Transistor praticamente, che sono principalmente semiconduttori. Questi qua funzionano come degli interruttori, cioè sono degli interruttori che praticamente io, anziché doverli manovrare manualmente, gli do un impulso e questi mi aprono e mi chiudono e permettono il passaggio di energia. Praticamente diventa un attuatore, no? Io con pochissimo segnale io riesco a controllare l'energia. Allora io per fare il forno che avete sentito suonare prima, cosa facciamo noi? Prendiamo l'energia dalla rete, oppure può anche essere utilizzata energia rinnovabile adiacente all'impianto, perché questo sistema applica una conversione da corrente alternata a corrente continua. Quando io ho la corrente continua disponibile vicino a me, io in quel momento lì facilmente posso addizionare senza sincronizzare altra energia, okay? Che magari ho accumulato, che magari invece ho con pannelli, con una diga, con un diciamo eolico. Okay, quando io questa energia in corrente continua la devo riconvertire in corrente alternata. Come si fa? Si prendono questi dispositivi, fate conto di vedere degli interruttori un po' grandi e aprirli e chiuderli 1000 volte al secondo. Io apro e chiudo 1000 volte al secondo questo interruttore. Cosa succede? Il segnale in uscita, integrandolo in un carico induttivo si chiama, non tutti studiano tecnico però, questo qui ricompone la sinusoide, cioè mi ricompone la corrente alternata, cioè io dalla corrente continua rifaccio l'alternata. Questo cos'è? È il principio dell'inverter, del power conversion. Se noi riusciamo a controllare questo, noi facciamo tantissime cose, perché riusciamo a dominare l'energia da dare verso praticamente il nostro carico. Cioè non è il nostro carico che si prende l'energia che la natura gli darebbe in quel momento, ma prende quella che io gli detto, gli impongo di prendere. È un settore molto interessante perché è un insieme di hardware, cioè ci sono componenti di potenza e di controllo, cioè c'è software di programmazione. Non è tutto
tutto facilissimo, ma non è neanche tutto difficilissimo. Tanti non studiano ingegneria perché hanno paura poi di alcuni esami, ma non è così, perché poi quando uno inizia a lavorare impara tantissime altre cose che per forza di cose non vengono insegnate dalla scuola, perché ci sono tantissime, diciamo, condizioni che sono irripetibili, poi ogni rete, ogni mercato ha le sue regole e ogni cliente poi ha le sue esigenze. E questo è una parte del nostro mestiere che praticamente utilizza tutta questa conoscenza dei nostri tecnici, che sono molto, molto settoriali, specifici, per poter costruire questo tipo di sistemi. Wow, la digitalizzazione 0101 della 0101 digitale 0 e 1, questo è da lì poi parte tutto il resto. Ingegnere Gasparetto, allora io mi chiedevo, no? Stiamo ripensando, adesso ho visto il gemello digitale della rete di Trieste, il nuovo fabbisogno, si sta ridisegnando e mi chiedevo due cose, no? Se riusciamo a metterle insieme, cioè come sarà quindi la nuova Trieste rinnovata da questo punto di vista, ma soprattutto mi mettevo nei panni loro, no? E dicevo, ma ok, non so se vi ho già detto che di studiare ingegneria, vabbè, studiando ingegneria, come potrebbero contribuire? Cioè volevo proprio un esempio concreto, no? Cioè che lavoro potrebbero fare per magari la città di Trieste, perché molti sono qua della zona, no? Cioè cosa si possono immaginare? Dici, vabbè, devo fare ingegnere elettrico, bene, ma poi quindi cosa farò? Cioè, possiamo fare qualche esempio? Da cosa servono? Cioè, cosa farà poi questo ingegnere elettrico? Cosa faranno loro tutti appena ci avranno ascoltato e andranno a studiare ingegneria elettrica? Non so se l'ho già detto. Allora, intanto, già prima vi dicevo che il collega Marco Vanzetto, che è qui, che sta navigando sul nostro sistema di gestione della rete elettrica di Trieste, lui è un ingegnere elettrico che appunto sta mettendo a disposizione le competenze che ha acquisito nella sua carriera universitaria, complementate con tutto quello che ha imparato mettendosi a fianco principalmente dei nostri colleghi operativi. Cioè i nostri ingegneri diventano bravi ingegneri quando hanno fatto un periodo di affiancamento con le strutture operative, quando sono stati in cantiere. Che cosa fanno gli ingegneri nostri? Noi abbiamo bisogno di ingegneri elettrici, che sono quelli che fanno ad esempio questo lavoro, che è quello di gestire la rete di telecontrollo, che significa stare nella control room, gestire questo equilibrio, ne parlava prima Graditi, tra domanda e offerta, avere la capacità di interpretare il bisogno della rete da un punto di vista addirittura della prevenzione. Noi abbiamo dei modelli che ci dicono quando servirà avere quel tipo di potenza. Poi bisogna che facciamo anche un altro lavoro, che è quello che è un lavoro nuovo, che è quello di alimentare le nostre reti con le energie rinnovabili, che è l'altra sfida. Questo significa che stiamo passando da una situazione nella quale la rete aveva un unico flusso da un punto in cui veniva prodotta l'energia al punto in cui l'energia veniva consumata. Adesso le città si stanno trasformando perché nelle città ci sono gli autoproduttori, i tetti fotovoltaici, ma anche piccoli impianti di autoproduzione. Quindi la nostra rete deve simultaneamente fornire energia quando ce n'è bisogno, ricevere l'energia prodotta e veicolarla. Questo, che si chiama l'aumento della cosiddetta hosting capacity delle reti, significa la capacità delle reti di essere bidirezionali, e quindi qui serve una competenza che è nuova, perché gli ingegneri nostri di 20 anni fa erano ingegneri che vedevano la produzione da una parte e il consumo dall'altra. I nostri ingegneri, che sono qui sono gli elettrici, ma sono anche gli ingegneri idraulici, che gestiscono comunque delle reti, perché comunque c'è un bisogno, domanda e offerta, la rete idraulica ha bisogno di energia, gli ingegneri idraulici insieme con Vanzetto ottimizzano il fabbisogno energetico, i progetti che noi stiamo facendo di sviluppo della rete idrica tengono conto della necessità di ridurre il consumo energetico per erogare il servizio. Noi stiamo anche facendo, e abbiamo avuto due finanziamenti, uno della Comunità Europea, della Comunità Europea, e un altro del Fondo PNRR,
realizzeremo un impianto per la produzione di idrogeno nella città di Trieste. Questo lo facciamo perché noi abbiamo il dovere, come operatori del territorio, di fare le cose prima, realizzare le infrastrutture un minuto prima che le infrastrutture siano necessarie. L'idrogeno in questo momento è un mercato che ancora non esiste, perché noi produrremo dell'idrogeno utilizzando energia rinnovabile, faremo un parco fotovoltaico per produrre energia, ma anche quando lo produrremo il mercato non sarà pronto a ospitare quell'idrogeno perché comunque avrà un costo ancora elevato. Ma noi lavoriamo con la presunzione che ci sarà a un certo punto l'equilibrio tra il costo della produzione e la disponibilità a pagare quel nuovo vettore energetico, e abbiamo la responsabilità di realizzarlo prima. Quindi i nostri ingegneri, gli ingegneri che nasceranno anche da questa sala, come dicevi tu prima, faranno un lavoro che al momento attuale non c'è ancora, ma di cui ci sarà bisogno. Per fare quel lavoro di cui ci sarà bisogno, bisogna avere la cultura, la competenza, la passione, la voglia di indagare la tecnologia, capire la tecnologia cosa può portare. E poi bisogna avere un'altra grande capacità, che è quella di saper lavorare insieme. Non basta essere dei bravi ingegneri, bisogna che gli ingegneri, perché siano bravi, siano in grado di interagire con il sistema che li circonda, quindi devono capire quali sono i bisogni delle persone, devono lavorare per i bisogni delle persone e poi ingegnerizzare tutto quello che serve per erogare quei bisogni. Devono saper lavorare in partnership con altri, devono capire che lavorare con altri vuol dire aumentare il valore del lavoro che si fa. Quindi servono gli ingegneri, ma servono degli ingegneri che abbiano anche una vista umanistica. Io non sono a favore di un approccio che si chiama olistico, bisogna avere sotto gli occhi l'intero spettro dei fabbisogni che l'uomo esprime, e per far questo bisogna avere un approccio che non sia solo l'approccio STEM, delle scienze, tecnologia, matematica, ma ci vuole anche la A dell'arte, della parte umanistica. Questa integrazione è quella che serve per fare degli ingegneri veri. Ma infatti questa integrazione è quella che mi diceva prima il dottor Graditi, cioè appassionato di filosofia, tanto, e ingegnere. Ma prima di dare la parola, ragazzi, il brusio si sente, no? Lo so che, però poi vi chiedono anche la relazione, non vi fate sgridare, si sente, lo so che ognuno poi parlicchia da un po', no? Dai, ascoltate, perché questo è interessante secondo me, cioè l'unione tra l'aspetto filosofico e quello ingegneristico. Com'è andata? Da dove deriva? Un po' di pancia. Sì, no, ma indubbiamente deriva in primo luogo dalla pancia, cioè è una passione, però guardate, l'aspetto filosofico è l'aspetto speculativo della nostra vita, nel senso nobile. Cioè noi sostanzialmente ogni azione che facciamo durante il giorno passa attraverso un'azione filosofica, significa quindi un aspetto logico, applichiamo un elemento logico e poi ne applichiamo un altro, che è matematico-ingegneristico, cioè traduciamo la logica in un'azione. Può sembrare semplice, cioè banale, ma è così, lo facciamo regolarmente su qualsiasi cosa. Anche nel momento in cui andiamo a acquistare un pullover facciamo questo approccio. Logico, matematico. Matematico significa ingegneristico, il costo. Prima di arrivare al costo abbiamo un approccio logico a quell'oggetto. Questo è un principio base che governa ogni nostra azione e che poi anche, lasciatemi dire, il bello dell'attività lavorativa e professionale, perché è quello che dà anche stimolo, che dà interesse, che dà anche soddisfazione. Io sono d'accordo, il tema è multidisciplinare, interdisciplinare, quindi lo dobbiamo vivere con questo profilo, con questo, diciamo, anche respiro. In termini di opportunità, adesso io parlo dalla mia esperienza come direttore generale di Enea, io vengo da una mia esperienza professionale variegata, nel senso ho fatto ingegneria elettrica, ho fatto un dottorato di ricerca in ingegneria elettrica, ma ho insegnato anche a un istituto tecnico industriale, fra l'altro a Pordenone, lo Zanussi, quindi vi ho raccontato che ho passato anche una parte della mia vita qui, ho fatto il consulente industriale, ho fatto il libero professionista, ho lavorato nell'industria, lavoro da tanti anni nella ricerca.
E per ritornare al tema olistico, multidisciplinare, interdisciplinare, cosa si può fare? Ci sono tante opportunità. Noi di recente abbiamo emesso un numero importante di bandi per assumere delle figure professionali scientifiche in cui c'è una forte prevalenza di ingegneri che svolgono attività di ricerca, di sviluppo, di dimostrazione. Esempi concreti, cosa può fare un ingegnere nel contesto energetico? Ne sono stati fatti alcuni, ma ve ne porto qualche altro collegandoli ai racconti fatti dai colleghi. I sistemi di conversione, cioè molti di voi magari hanno familiarità, altri meno col concetto di inverter o di convertito energia. Il fotovoltaico produce un'energia in corrente continua. Nelle vostre case, nelle nostre case, l'energia in corrente alternata, quindi ci vuole qualcosa che sostanzialmente lo trasforma. Questo è il sistema di conversione, che dentro c'è elettronica di potenza. Svilupparlo in un modo differente, in un modo evoluto, in un modo che è più efficiente, è fondamentale. Su questo è chiaro che ci lavora l'ingegnere. Anche qui, l'energia tipicamente la trasferiamo oggi in corrente alternata, ma ci sono delle azioni molto importanti nel lavorare su un trasferimento di energia in corrente continua. E qui è chiaro che è un approccio anche questo fortemente ingegneristico. Guardate che abbiamo queste realtà, i cosiddetti collegamenti ad altissima tensione in corrente continua, gli HVDC, esistono nel mondo, ci sono tantissime reti, ne abbiamo anche noi. L'Italia è collegata con i Balcani, quindi col Montenegro, con un cavo sottomarino che lavora in corrente continua, si chiama Moneta, ce ne sono altri, ok? Per tante ragioni. Cosa può fare un ingegnere? Può intervenire sui trasporti. Vi porto un esempio che può sembrare futuristico, ma guardate che non è tanto distante nel tempo. L'auto elettrica deve essere ricaricata, perché il motore a combustione in un'auto elettrica è sostituito da una batteria, ok? Quindi a posto della benzina noi avremo una batteria che ha una sua autonomia. Dobbiamo migliorarla, ma dobbiamo anche caricarla. Si sta lavorando sui sistemi di ricarica continui senza, wireless, cioè l'auto cammina in un'autostrada e si ricarica costantemente attraverso un principio che è banale, ma va implementato. È chiaro che stiamo parlando di una prospettiva, che è l'induzione elettromagnetica, cioè sulla strada ci saranno delle spire, sull'auto ci saranno altre spire, questo sistema consente di trasferire energia e caricare costantemente l'auto. Un po' come il caricatore wireless qua. Un po' come il wireless, significa che l'auto non si fermerà per caricarsi. Questo serve un approccio ingegneristico scientifico. Vi potrei portare tanti altri esempi da questo punto di vista. È chiaro che queste cose richiedono anche una passione, un interesse, però hanno una prospettiva importante. Ora, non voglio sembrare francescano, tra virgolette, hanno una prospettiva importante anche nel senso di un bene comune, di un contributo a un interesse collettivo. E su questo dobbiamo guardarlo insieme, perché il sistema lo dobbiamo cambiare insieme. Non c'è oggi la soluzione unica. Cioè, chi pensa che la transizione energetica la si faccia con una soluzione unica ha una visione sbagliata del sistema. Non c'è. È un mix di soluzioni. Tecnologie ne abbiamo tante, le dobbiamo integrare e dobbiamo avere una conoscenza che ci consente di finalizzarle a meglio. E l'intelligenza artificiale è uno strumento importante, ma difficilmente sostituibile dall'intelligenza dell'essere umano. Vanno accoppiate, vanno gestite e soprattutto dobbiamo avere il controllo del sistema, perché poi sono d'accordo, se il sistema sfugge, sostanzialmente rischiamo non di migliorarlo, ma rischiamo di fare sostanzialmente una deculturalizzazione, una dequalificazione del nostro modo di vivere. Io per chiudere una curiosità, perché io ero alla laurea honoris causa dell'ingegnere Antonello Mordeglia, no? Che dici lì c'è poco da digitalizzare, lì l'intelligenza non è artificiale, quella è reale, insieme peraltro al premio Nobel Carlo Rubbia, quindi voglio dire, no? A volte serve anche, per chiudere così ero curioso, come ci si sente così ingegnerosi dentro fino ad avere anche una honoris causa così elevata dall'Università di Trieste, cioè così come si sente, sai, con l'intervista, come si sente lei? Mi sento normale. Loro pensano che sia un nerd. No. Non è nerd lui, io lo conosco lui, non è nerd. Allora, 2017, è un creativo. Io ho iniziato da bambino a giocare un po' con l'elettronica, mi piaceva proprio da bambino, mi piaceva l'elettronica, avevo costruito una radiolina a 12 anni,
Poi ho sempre studiato questa parte qui perché mi piaceva. Poi a un certo punto ho fatto per un bel po' di anni più la parte tecnica, sono ingegnere elettronico, poi per motivi diciamo di crescita aziendale poi sono finito a fare il commerciale e ho fatto commerciale di parte tecnica per 14 anni vivendo in Thailandia. Poi nel 2000 sono passato in Danieli, ho iniziato a continuare la parte commerciale da Danieli. Nel 2011 ho preso in mano la Danieli Automation e ho iniziato a sviluppare nuovi prodotti, anche cooperando con l'Università di Trieste, altre università, Imperial College, Londra. E a un certo punto cosa è successo? Che a causa di queste innovazioni, diciamo, molto specifiche nell'elettronica potenza, per applicazioni energy saving, environment, eccetera, sono stato segnalato da parecchi professori per questa laurea honoris causa, che è stato un onore certamente, è venuta a sé, è un piacere grandissimo riceverla, ma è anche, secondo me, un insieme non è tutta mia, no? Perché poi chi sviluppa questi prodotti è un team, solo in Danieli Automation siamo 1100 persone, nel gruppo 10.000, siamo tutti un insieme. Poi quando si sviluppano questi nuovi prodotti nell'industria è un po' come nella vita, uno che ci crede, 4 che non ci credono, tu devi andare avanti, chiudere gli occhi fino alla fine, perché se no non ce la fai, perché se cedi sei finito, perché sono prodotti molto molto difficili da realizzare, perché quando noi gestiamo per fondere, fate conto, 100.000 ampere, 120.000 ampere per ogni fase, no? Che sono valori di corrente enormi, generano campi magnetici, disturbi, tutto quello che volete. Pertanto se uno non ci crede non lo farà mai, li deve andare avanti, chiudere gli occhi, pedalare e vince. Pedalare! Non è male come concetto. E allora questo porta anche a questi risultati. È un onore, è stato che la pagina prima per accettazione firmò Carlo Rubbia e quella dopo c'è la mia firma. È tutto bene, tutto bello. Va bene. Ragazzi, lo facciamo un grande applauso perché sono persone straordinarie qua. Voglio dire. Va bene, allora io vi ringrazio. Do la parola all'ingegner Sulligoi che chiama l'altro panel che parla di verde, di transizione. Grazie, do anche le mani qua, guarda che è proprio bello. Grazie ragazzi, grazie mille. Vai. Sì. Allora chiamiamo sul palco la dottoressa Ketty Segatti, direttore centrale in materia di progetti strategici, innovazione, ricerca e università. La dottoressa Patrizia Pavatti, direttore servizio istruzione, orientamento, diritto allo studio, sempre della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L'ingegnere Andrea Colavitto, ingegnere energia elettrica e sistemi e PhD, responsabile ricerca e sviluppo in Fincantieri SI. L'ingegnere Andrea Alessia Tavagnutti, anche lei ingegnere energia elettrica e sistemi, dottoranda in ingegneria industriale dell'informazione dell'Università di Trieste. L'ingegnere Alessio Marchesini, ingegnere elettrico, responsabile operational planning di tutta la rete di trasmissione nazionale di Terna. Prego e benvenuti. Come va? Vi è piaciuto? Audio, com'è bella questa cosa energeticona. E allora io volevo chiedere, no? Perché qui ragazzi è tanta roba, cioè c'è tanto lavoro da fare, no? E qui ci sono anche, ci sono dei ricercatori che avete già, avete cominciato a fare un percorso che è un po' quello che abbiamo suggerito a loro. Allora mi raccontate un po' com'è questo percorso, cosa significa, cosa avete fatto magari come fonte di ispirazione per loro. Prego. Diciamo che il motore principale di tutto deve essere la curiosità. E senza quella è difficile poi superare alcune sfide, alcune difficoltà che si presentano durante il percorso ed è inevitabile, senza difficoltà non si cresce, non si impara, non si migliora. E il percorso di studi in ingegneria elettrica dei sistemi, seguito poi dal dottorato di ricerca che ho già concluso in ingegneria elettrica dei sistemi, mi ha permesso di affrontare quelle che sono le sfide del giorno d'oggi, le sfide della transizione energetica, per poter realizzare, come si sentiva anche nel panel precedente,
delle cose che ad oggi non ci sono e ci troviamo davanti a un foglio bianco e spetta a noi e a chi è più giovane anche di me avere le forze e l'energia di pensare a qualcosa di nuovo, qualcosa fuori dagli schemi. Ok. Sì, diciamo che quello che dice Andrea è un po' la verità, nel senso che la curiosità, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo è quello che poi ci porta a voler, diciamo, studiare sempre di più, perché studiare non è noioso, alla fine dei conti vuol dire cercare qualcosa di nuovo, cercare soluzioni nuove anche per affrontare le sfide del futuro. Io ho fatto un percorso appunto simile a quello di Andrea, quindi la laurea in ingegneria elettrica dei sistemi, poi un dottorato che adesso in un mese mi appresto a finire, e diciamo che sì, il mondo della ricerca è molto stimolante, interessante. Quindi non è stata durissima, insomma, studiare ingegneria alla fine, se uno poi è andato avanti addirittura a fare ricerca. A me è piaciuto. Beh, gratis non è arrivata ovviamente, No, però insomma, come dire, si può fare. Si può fare. Allora no, il Friuli Venezia Giulia, no, si supporta molto, no? Scuole, istituti tecnici, università, e favorisce ovviamente lo sviluppo, no, delle reti con i vari stakeholders, eccetera, eccetera. E allora volevo capire, no, quali sono le figure importanti, no, le misure anzi addirittura, no? Cioè, cosa si può fare per le scuole per promuovere, no, un po' tutte le materie STEM scientifiche, soprattutto per formare quello che continuo, non so se l'ho già detto, no, si scherza ormai con questa cosa, su materie scientifiche. Cosa state facendo? Allora, hai fatto Aiuto col microfono come si deve, qua, così. Allora, hai fatto una domanda, ti do del tuo ovviamente. Una Vai. domanda che è complicatissima Lo so. e non è il momento però per rifare una diamo risposta un'idea. lunghissima. Allora, io voglio solo fare una premessa che la Regione mette tantissime risorse finanziarie per sostenere tantissime misure e in particolare sono le risorse cosiddette del Fondo Sociale Europeo, o meglio Fondo Sociale Europeo Plus, che copre una programmazione di 7 anni. Due numeri, la programmazione, e questo è un compito mio gestire queste risorse, a 370 milioni di euro nel 21-27 e di queste il 16%, cioè oltre 60 milioni di euro sono destinati proprio a interventi per i giovani. Credo che questo sia un dato importantissimo. Se vogliamo fare una selezione di tutte le misure, io vorrei parlare di Attiva Giovani, perché riprende, Attiva Scuole, scusate, perché riprende dei concetti che sono stati detti adesso. Oggi alla fine si è parlato moltissimo di orientamento, quindi di aiutare i giovani ad avere quella consapevolezza, quella maturità nelle scelte che possono fare rispetto a quelle che sono le prospettive di vita e di lavoro future. Attiva Scuola è proprio uno strumento che è finalizzato ad aiutare i giovani a fare queste scelte. Ma come lo fa? Lo fa lavorando sulle reti, cioè mettendo insieme le scuole con le università, con le imprese, in modo che i giovani possano vivere delle esperienze concrete e possano confrontarsi con queste realtà. Io credo che insomma in queste parole possiamo fare un po' una sintesi di tutto quello che è detto. Poi è chiaro che in questo contesto i giovani possono avvicinarsi alle lauree cosiddette STEM, possono avvicinarsi appunto a delle scelte professionali che sono legati ai temi che sono stati affrontati oggi. Ho preso nota di una cosa, grazie, molto importante, questo anche perché la cultura, come dicevano prima, ma davvero è al centro, bisogna divulgarla il più possibile. Io sono divulgatore ovviamente e quindi ci credo, sono uno di quelli che ci crede e lo fa tutti i giorni, però è importante anche il supporto, come in questo caso della Regione, poi essendo Regione autonoma a maggior ragione. E allora no, ero curioso, avevo preso qua una nota, no? Tyrrhenian Link. Chi è che mi spiega che cos'è? Me lo spiega, io sono sicuro che me lo spiega Alessio Marchesin, perché sono andato a vedere e ho detto Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per l'invito e sono veramente felice di essere presente qui perché sono figlio di questa terra, quindi ho studiato all'ITIS a Pordenone, mi sono laureato qui in ingegneria a Trieste. Il Tyrrhenian Link è
la più grande infrastruttura attualmente in costruzione da parte di Terna, è un cavo sottomarino, corrente continua, triterminale, che collegherà la rete siciliana alla rete sarda, al continente, attraverso un collegamento geograficamente a Battipaglia. Sono il primo tratto, che sarà il tratto tra la Sicilia e il continente, entrerà in servizio nel primo trimestre 2026 e questo dovrebbe abilitare essere la transizione ecologica, quindi dovrebbe un po' aiutarci in quelle che sono tutte quelle connessioni di fonti rinnovabili che prevediamo di avere da qui al 2030, così come previsto dal PNIEC e anche dal Fit for 55. No? Non è l'unico, okay, ma l'Italia, come diceva prima il Presidente di Enea, c'è il Monita che collega continente con il Montenegro, il Grita che collega la Puglia con la Grecia e poi la Sardegna è storicamente collegata da un collegamento in corrente continua a 220 kV chiamato Saccoi e da più di 20 anni da un collegamento a 500 kV chiamato Sapei. Quindi l'Italia da questo punto di vista è all'avanguardia. Altri investimenti sono in via autorizzativa, quindi quello che chiamiamo l'hypergrid, che sono dei corridoi sempre a corrente continua che collegheranno il sud al nord. Questo ci permetterà di cogliere le opportunità dal punto di vista dello sbottigliamento, delle capacità di trasporto tra zone di mercato. Cogliere opportunità significa fondamentalmente cercare di abbassare il costo finale, no? Dell'energia elettrica. E quindi Terna è impegnata in questo. Notizia di ieri, non so se avete sentito, è in fase autorizzativa anche il Tunita, che è il collegamento che collegherà Tunisia con Sicilia, e quindi l'Italia diventerà per forza di cose, essendo al centro del Mediterraneo, un hub energetico, no? Del Mediterraneo. Questo è molto importante per tutte quelle discussioni, quegli interventi che sono stati fatti in precedenza. Grazie. Allora, dottoressa Pavatti, non so se abbiamo già detto che servono ingegneri, però forse no. Quindi, allora, siccome non ne abbiamo ancora parlato, volevo capire se oggi si sta facendo qualcosa per cercare, per cercare di aumentare le risorse che mancano dal punto di vista appunto dei laureati o di chi ha studiato quelle materie. Sembra tutto così logico, no? Servono queste professioni, sicuramente sono professioni molto richieste, occupabilità immediata, buono stipendio, una mission importante perché si lavora sulla sostenibilità ambientale, economica, sociale, eppure non si iscrivono in ingegneria, soprattutto non si iscrivono le femmine, tra l'altro. Comunque non ci si iscrive a ingegneria. Allora qualche cosa non funziona. Allora in questo mosaico qualche tassello manca. E la parola chiave è sicuramente l'orientamento, però dobbiamo ripensarlo questo orientamento, perché quando noi parliamo di orientamento a che cosa pensiamo? Al momento in cui in quinta superiore si fa una panoramica di tutto quello che c'è, si elencano i corsi di laurea, gli obiettivi appunto che possono avere gli studenti per il loro progetto di vita e non si tiene conto che magari prima è mancata tutta la formazione necessaria, quindi a guardarsi dentro, a scoprire i propri talenti, a scoprire le potenzialità. E come si fa? Non certo con lezioni unidirezionali, si fa rendendo gli studenti protagonisti del loro apprendimento, protagonisti della loro formazione, ma bisogna iniziare molto presto. Io direi che bisogna iniziare addirittura dalla scuola dell'infanzia, molta più laboratorialità, quindi molta più possibilità di lavorare con il problem solving. Io mi faccio dei problemi perché mi guardo intorno, vedo che le cose accadono e mi chiedo ma perché le cose succedono
procedono così? Perché l'elettricità fa funzionare le macchine? Perché appunto questo perché deve dare una risposta, ma una risposta a cui io arrivo probabilmente mettendo le mani in pasta, lavorando, facendo. C'è una materia alla scuola media, scuola secondaria di primo grado, quindi voi ci siete passati da qualche anno, che si chiama tecnologia, una partita persa, perché questa materia si studia solo in teoria, nel senso che ci sono i concetti proprio in nuce di quello che potrebbe essere lo sviluppo delle lauree STEM. Ebbene, si portano questi studenti piccoli dagli 11 ai 13 anni ad apprendere a memoria dei concetti che non hanno nessun riferimento alla realtà. Questa per esempio è un'occasione persa, ma pensiamo insomma alla vecchia dicotomia che esiste purtroppo ancora in Italia tra scienza e arte. Perché c'è? Perché veniamo dalla scuola gentiliana, è innegabile, insomma, anzi la scuola italiana da questo punto di vista è rimasta ancora più ancorata ad una dimensione gentiliana. Bisogna cercare appunto di rendere molto più interdisciplinare l'apprendimento. Abbiamo sentito parlare questa mattina di digital humanities, di umanesimo tecnologico. È necessario quindi mettere questa A vicino a STEM, quindi aggiungere appunto l'arte naturalmente certo. nelle dimensioni più ampie, perché le due cose non sono in contrasto, crescono insieme, però la misura orientamento va rivista. E poi, se posso aggiungere senza certo. rubare tanto tempo, migliorare, appunto ottimizzare il dialogo tra il mondo dell'istruzione non universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca e imprenditoriale. Appunto dobbiamo portare i nostri studenti a visitare le industrie, i parchi tecnologici, i poli scientifici. Abbiamo avviato con la Regione Friuli Venezia Giulia da qualche anno un progetto in questo senso e io ho sentito proprio studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, quando entravano nelle fabbriche, dire: ma come? Io pensavo che fossero luoghi sporchi, grigi, e invece li trovo così innovativi, all'avanguardia, con macchinari moderni, ma se non si conosce poi non si percorre. E ricordiamo, qui non voglio fare una critica perché i docenti presenti sicuramente sono lungimiranti, però ci sono ancora purtroppo molti docenti che tendono a fare da megafono rispetto alla propria formazione e quindi sono incanalati verso corsi di studio che appunto esistono ancora, esistevano una volta, però sicuramente tendono magari a non conoscere tutta la grande offerta formativa che c'è adesso. La Regione Friuli Venezia Giulia quindi che cosa può fare? Lavorare nei settori che ho detto e curare regia, fare reti, non le reti di cui abbiamo sentito parlare prima, ma le reti tra una pluralità di soggetti socialmente rilevanti, perché da soli non possiamo fare. Le scuole da sole sono autoreferenziali, dobbiamo cogestire insieme un progetto educativo che abbia senso e significato. A proposito di percorso, la dottoressa Tavagnuti, ma da dove arriva, no? Come lei è arrivata a Trieste, come? Cioè, da dove arriva il percorso? No, giusto per magari essere di ispirazione per loro. Io ho iniziato il mio percorso a Gorizia, al liceo scientifico, quindi qualcosa magari un po' meno tecnico rispetto a un istituto tecnico, e dopodiché ho deciso di venire qui a Trieste perché comunque è un'ottima università, ma soprattutto per motivazioni logistiche, per cercare di coniugare la carriera sportiva con quella accademica. Questa era la scelta, diciamo, migliore. E, dopodiché, grazie a una borsa di studio che ho vinto alla fine della triennale con Varzi l'Italia, ho iniziato un percorso durante la tesi che mi ha molto appassionato, interessato, legato proprio appunto a delle reti innovative per applicazione navale, che mi ha portato poi a scegliere di fare il dottorato di ricerca. Applicazioni navali? Esattamente. Esempio? Navi innovative con distribuzioni elettriche integrate, quindi dove tutta l'energia... Perché le navi sono sempre più elettriche. Cosa? Le navi sono sempre più elettriche. Certamente, perché è una cosa che anch'io ho scoperto nel prendere appunti su questo convegno ed è interessantissimo. Ero convinto avessero ancora i motori termici, invece sono sempre di più quelle lì. Certo, sì. Si producono quasi solo elettriche adesso. No, beh, non esageriamo. Non esagerato, vedi. Prego, scusi, sì, quindi appunto... Era interessante il tema navi. E appunto quindi ho fatto questo percorso, il dottorato di ricerca, che poi mi ha portato anche dall'altra parte dell'oceano a Boston, all'MIT, a condurre un progetto di ricerca proprio su questa tematica. MIT credo sia ancora la prima università al mondo? Sì. In assoluto? Wow. Quindi sì, un progetto sempre legato all'elettrificazione delle navi e all'integrazione dei sistemi di accumulo, perché come abbiamo detto la tecnologia c'è, il problema poi è integrarla in maniera efficace ed efficiente.
Secondo me Andrea Colavito mi può spiegare meglio sulle navi, come sono le navi elettriche, vero? Su questo, tra l'altro, ci siamo incontrati in aeroporto a Roma, che lei stava tornando da Boston, io stavo andando, sempre all'MIT, ero stato invitato a una conferenza sulle Green Maritime Industry e quindi questo è sicuramente dovuto ai contatti forti e al know-how che c'è all'Università di Trieste, che permette di andare a parlare a tavoli internazionali di primo livello allo stesso livello dei colleghi. Quindi tante volte si pensa che insomma, siamo un po' carenti rispetto soprattutto agli Stati Uniti, in realtà non è così e dobbiamo essere consapevoli di questa forza che abbiamo sul nostro territorio. Per quanto riguarda le navi elettriche, io ho avuto un percorso abbastanza simile a quello di Andrea Alessia, perché anch'io vengo da un liceo scientifico di Portogruaro e poi ho deciso di iscrivermi in ingegneria all'Università di Trieste, perché già quando ero un po' più giovane volevo lasciare un mondo migliore di quello che avevo sotto mano, che avevo trovato, che mi avevano lasciato i miei genitori. E in questo, in qualità di responsabile ricerca e innovazione di Fincantieri SI, quello che stiamo facendo, quello che stiamo portando avanti è un percorso per la completa decarbonizzazione delle navi. In questo senso è vero, le navi sono sempre più elettriche, ci sono sempre più apparecchiature elettriche a bordo, quindi aumentano anche le richieste di potenza a bordo e ad oggi l'energia elettrica a bordo viene generata con motori endotermici, ma piano piano si sta avvenendo quella che è stata la stessa transizione che stiamo vedendo adesso per le automobili verso una completa elettrificazione. Difatti qualche mese fa è stato realizzato ed è tuttora in operazione sul lago di Garda il primo traghetto ibrido, dove la propulsione è fatta esclusivamente dalle batterie al litio. Quindi il traghetto naviga sul lago di Garda senza emissioni. Se coniughiamo questo alla disponibilità di energia green grazie agli investimenti di Terna e dei vari operatori dei DSO, uniamo i punti. Noi come Fincantieri SI e come gruppo Fincantieri decarbonizziamo la nave e dobbiamo cooperare con altri attori del settore per permettere a queste navi di operare in maniera completamente green. E questo, come dicevo prima, è un foglio bianco. Qualche settimana fa Fincantieri ha firmato un accordo con MSC per le prime 2 navi ad idrogeno, che è un altro vettore energetico green, di cui avremo bisogno degli impianti come quello che dovrebbe essere realizzato a Trieste, elettrolizzatori per produrre idrogeno green. Quindi è veramente un mondo con delle specificità diverse tra l'ambiente navale e l'ambiente terrestre, ma profondamente interconnesso e ognuno non può fare a meno dell'altro, come è importante avere un contatto continuo tra industria e università, anche per indirizzare poi una cosa che è bellissima, avere l'opportunità di parlare a persone giovani, cosa che a me, quando mi sono iscritto io, non avevo questa opportunità. Secondo me è un'opportunità molto importante di capire anche cosa c'è dopo. E quindi questo è veramente, spero di vedere tra qualche anno qualcuno di voi come collega. Ecco. Beh, foglio bianco da scrivere almeno, queste sono le cose che sono più belle che ho sentito. Foglio bianco e volevo lasciare un mondo migliore di quello che ho trovato. Cioè, queste sono le cose grandi che spingono, no? Su cui bisogna muoversi. Tutti così, ragazzi, o la maggior parte, forza, perché alla fine queste ispirazioni ascoltate, perché sono davvero, davvero importanti. A proposito di questo, la Regione prima mi ha dato due informazioni, ma volevo entrare un po' più nel dettaglio. Cioè, cosa sta facendo? Quali sono gli interventi nel mondo STEM con la anche dell'arte? Io riprendo quello che ho detto prima, che è un po' il concetto anche che ha illustrato la collega Pavatti. Si tratta di mettere insieme gli attori che servono alle scuole, dando una centralità alla scuola. Quindi la scuola, rendere centrale la scuola vuol dire anche rendere centrali i ragazzi, quindi l'attenzione verso gli studenti, verso i giovani. Significa creare una rete di soggetti
E a questo punto i soggetti possono essere dall'industria, ma anche rappresentanti del mondo più culturale, dell'arte. Tra l'altro quello che ha detto prima Graditi mi è piaciuto molto, no? La cultura, l'arte e l'ingegneria non sono poi così distanti. Quindi l'importante è creare delle reti, importante è creare delle connessioni, che significa creare delle opportunità per i giovani di poter esplorare, di conoscere nuovi mondi. In questo modo possono creare delle passioni, perché poi alla fine le scelte sono sempre legate a delle passioni, unitamente ad una maggiore consapevolezza. Quindi quello che facciamo noi alla fine è questo: sosteniamo finanziariamente le scuole affinché possano crearsi quelle condizioni per sviluppare queste reti, queste relazioni, per poter dare ai ragazzi delle opportunità. E lavoriamo, come diceva prima la collega Pavatti, sui giovanissimi, perché iniziamo dalle scuole elementari. Di come avete lavorato sui giovanissimi? Un esempio di cosa avete fatto con alcune scuole, magari nel dettaglio. Allora, questa è una A me non mi misura. interessa per quello. Sì, per esempio appunto costruire questi percorsi, diciamo, orientativi dove i ragazzi possono andare a visitare delle aziende, possono confrontarsi con degli imprenditori, possono sviluppare delle attività di tipo creativo, per esempio attività laboratoriali che possono anche unire l'arte, non so, per esempio delle attività teatrali. Un'attività teatrale, per esempio, può essere uno strumento potentissimo di orientamento. Quindi un po' sono queste le azioni. Qual è la caratteristica forse? È quella di creare dei contesti di apprendimento che non sono quelli formali, l'aula, ma dei contesti più informali, dei contesti laboratoriali, dei contesti dove i ragazzi possono uscire dalla scuola e entrare proprio nel territorio. Aggiunge qualcosa anche lei, perché sono curioso. Sì, diceva giustamente lui, il mondo non si ferma alla conclusione del percorso di studi, no? E questo è il rischio. Infatti io finisco e dopo scopro per la prima volta il mondo del lavoro. Quindi appunto, come diceva anche la dottoressa Segatti, è necessario assolutamente portare già prima gli studenti a visitare i mondi che poi faranno parte di un percorso che continua. Lei stesso diceva stamattina, apprendimento permanente, non finiamo di studiare a 18 anni, 19, a 24, indifferente quando appunto vogliamo concludere. Lo facciamo adesso, lo facciamo noi, insomma, che siamo persone adulte che continuiamo a studiare. Però appunto capire come funziona il mondo delle industrie è molto importante. Come dicevo, attraverso tra l'altro il coinvolgimento diretto degli studenti, che è fondamentale, con le consulte provinciali degli studenti, le consulte studentesche, che sono praticamente la rappresentanza che hanno gli studenti all'interno di ogni istituto, e poi possono fare anche da divulgatori all'interno delle loro assemblee, portarli a vedere. E questo vale per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per fare una scelta oculata del percorso futuro, ma anche per gli studenti universitari, ad esempio per fare una scelta appunto riguardo alla laurea magistrale, oppure alla possibilità, e molte industrie, molti poli tecnologici nostri offrono, di fare tirocini curricolari, extracurricolari, e quindi di provare con mano effettivamente la possibilità quindi di seguire un determinato percorso. Abbiamo avviato poi il piano scuola digitale presso le scuole della regione, che è molto importante perché proprio con i piccoli, quindi nella scuola primaria, dà la possibilità di sviluppare percorsi di coding e quindi anche lì di piccola robotica, Arduino, eccetera, e quindi di entrare appunto in contatto anche con questa dimensione tecnologica di base, che però poi è fondamentale per creare la curiosità, l'attitudine, l'interesse, cioè capire che le intelligenze sono multiple, non ce ne sono 2 o 3. Io con un figlio di 20 che ha scelto la sua strada, che è completamente diversa studia legge e politica in un doppio degree, ma invece il piccolo, appunto come accennavo prima, ha questo forte desiderio, no, di digitale, che respira in casa evidentemente, ma che riesce anche a esprimere poi nelle sue cose. E mi diceva che a scuola, parlando anche, qui siamo in Inghilterra, però uno se la immagina super avanti, e ad oggi fanno fatica, cioè anzi non lo fanno, nella maggior parte dei suoi amici a cui ha chiesto, di spiegare a volte cose base, a spiegare le cose con cui avete a che fare tutti,
come scegliere una password, come non finire nel phishing, come utilizzare il mezzo in modo corretto, capire i confini della legalità online, fino ad arrivare a capire che magari mettersi d'accordo in un videogame per buttar fuori qualcuno è una forma di bullismo digitale, dico una banalità. Cioè, queste cose devono entrare sempre di più, e anche con i figli di amici italiani vedo che anche qua la situazione è simile. Quindi è molto importante quello che state facendo, perché la cultura sin da quell'età è centrale. Ora, un'ultima cosa per voi, faccio un ultimo giro di domande. Questa è importante perché vorrei chiedere a ognuno di voi, proprio veloci, e poi chiudiamo, 3 minuti ognuno, più o meno, se doveste di pancia dare un consiglio a loro, qual è il vostro consiglio? Così, boom, dici, guarda, vi do un consiglio, avete l'opportunità di avere qui, come dire, persone che hanno fatto cose importanti, cosa vi sentite di dire? 1. Allora, innanzitutto noi come Terna siamo alla continua ricerca di ingegneri elettrici che sappiano un po' districarsi in quelli che sono le nuove sfide, no? del futuro, sfide che la gente come me, la mia età, non ha mai visto, mai si sarebbe pensato, no? Di sostituire la generazione tradizionale, quindi la centrale di Monfalcone, per farvi un esempio, con impianti eolici e fotovoltaici, no? Con tutto quello che dal punto di vista della rete questo comporta, quindi con tutte le interazioni. Quindi il consiglio che mi sentirei di darvi è di non avere paura, perché ho visto che molte volte, io ho una figlia che fa il 5º anno, ha iniziato il 5º anno delle scuole superiori quest'anno, molte volte ingegneria è vista come una sfida abnorme, no? Non è così. Quindi non abbiate paura e soprattutto abbiate il coraggio di incastrarvi in una scelta che può sembrarvi difficoltosa, che può sembrarvi difficile, ma che sicuramente nel lungo periodo è quella che vi ripagherà sicuramente di tutto. Non è una cosa impossibile, non è difficile, basta avere un po' di costanza, no? E quindi io mi sento di di consigliarvi questo e di caricare poi il vostro curriculum sul sito di Terna, perché noi siamo sempre, siamo sempre indietro rispetto a quello che ci serve oggi, ma ci servirà domani, no? Quindi vi faccio solo un esempio. Insieme al Tyrrhenian Link che abbiamo parlato prima, Terna ha sponsorizzato per 3 anni un dottorato di ricerca, scusate, non un dottorato di ricerca, un master post laurea. Quindi i vincitori del master post laurea avranno l'assunzione garantita, finiti i 2 anni, e questo si ripeterà per 3 anni. E nonostante questo abbiamo ancora carenza di ingegneri elettrici, quindi no, capite che da qui al 2030 il futuro per chi sceglie questo ramo è, tra virgolette, garantito, no? Primo consiglio. Secondo consiglio. Ok, mi collego un po' a quello che è appena stato detto, perché anche a me è capitato, magari essendo ragazza così, di venirmi detto no, non ce la farai, ingegneria è troppo difficile, ma a me piacciono le sfide e questo mi ha solo caricato di più nella mia scelta. Per cui appunto siate coraggiosi e fate soprattutto delle scelte che vi portino ad essere felici nel futuro, sia di fare qualcosa che vi piace, ma anche qualcosa che lasci un impatto positivo per i vostri figli e per i posteri. Terzo. Allora, siate curiosi, come ho già detto in precedenza, siate curiosi e se avete un'idea non tenetevela per voi, ma condividetela, perché poi se la persona dall'altra parte farà lo stesso tornerete a casa con 2 idee. Io posso raccontarvi la mia personale esperienza, che spero possa essere anche un suggerimento. Io sono sempre stata una persona curiosa, motivo per il quale poi ho deciso di fare il dottorato di ricerca, ma mi è sempre piaciuto anche conoscere, vedere il mondo, che non vuol dire solo andare in viaggio per vacanza, ma anche quello che sto facendo tuttora nel mio ruolo, conoscere realtà diverse, soprattutto in Europa, ma anche in America, avere scambi con persone che hanno avuto un percorso culturale diverso, e questo è un qualcosa che arricchisce e che poi permette anche sul lavoro e nella vita di essere delle persone
migliori. Quindi so che, come è stato detto in precedenza, il percorso in ingegneria può spaventare, ci sono delle ingegnerie che spaventano di più e forse elettrica è una di queste, ma in realtà se presa con curiosità e appunto come ho fatto io, con la speranza di poter lasciare un qualcosa di migliore di quello che ho trovato, posso dirvi che il viaggio è bellissimo e continua ad esserlo dopo la laurea, dopo il dottorato e adesso nel mondo del lavoro. E quindi questo nel percorso ingegneria elettrica o negli altri percorsi che deciderete di intraprendere è il motore fondamentale per poi tornare a casa dopo una giornata di lavoro ed essere soddisfatti di quello che si è fatto. Quarto consiglio. Lo rivolgo agli studenti e ai docenti. Non lasciate che questa giornata rimanga fine a se stessa, che sia un evento estemporaneo. Fate tesoro. Portate avanti in seguito a questa giornata un piccolo percorso formativo, dei moduli formativi, qualche unità didattica, in modo da sviluppare uno dei temi di cui avete sentito parlare. Sono stati tantissimi, ci sono state tante sollecitazioni e noi come Regione siamo disponibili anche attraverso i nostri centri dell'orientamento se all'interno di questo modulo formativo avete intenzione di andare a visitare qualche industria, quale polo tecnologico e quindi approfondire un po' di più uscendo dalle vostre aule scolastiche, sapete dove trovarci, anzi vi accogliamo a braccia aperte. Quindi portiamo avanti insieme questo percorso che oggi è iniziato. Website? Sì, website, trovano tutto sul sito della Regione www.regione.fvg.it. Quinto, ultimo ma non ultimo, in termini di importanza consiglio. Allora, io riprendo il concetto della curiosità e chiaramente mi rivolgo ai giovani che è importantissima, però deve essere unita anche a una grande determinazione e soprattutto a una curiosità che non sia un po' così un po' ingenua, bisogna essere sempre attenti, quella curiosità un po' attenta e anche forse un po', non dico maliziosa, ma insomma un po' critica rispetto alle cose. Dall'altro chiedo anche una certa fiducia nei confronti delle istituzioni e fra le istituzioni ci metto anche la scuola. Forse questo è un aspetto che nel tempo è venuto meno, ma insomma deve essere recuperato, perché si deve recuperare quel dialogo. Questa è l'altra parola per me importantissima, il dialogo dei giovani verso gli adulti, che possono essere diciamo anche dei maestri o comunque dei punti di riferimento. Però io vorrei dire due parole anche nei confronti degli insegnanti, verso i quali esprimo veramente tantissima gratitudine per quello che fanno e l'invito è quello di continuare a creare delle opportunità ai giovani. E il terzo e ultimo invito è quello che rivolgo alle imprese. Anche le imprese sono responsabili del futuro dei nostri giovani e quindi le imprese devono creare delle opportunità di lavoro che siano gratificanti in un contesto aziendale che sia non solo gratificante dal punto di vista economico ma anche proprio ambientale e di clima aziendale. Credo che questo sia un importante aspetto per dare un futuro al nostro Paese. 5 consigli gratis ma importanti. Io adesso lascerò il palco insieme a loro, vi saluto, do la parola di nuovo all'ingegner Sulligoi per le conclusioni e per chi... E vi do il sesto e ultimo consiglio perché mi ero dimenticato di dirvelo, studiate ingegneria elettrica. Ciao ragazzi. Grazie Marco. Grazie, siamo arrivati quasi in fondo e vedo che stiamo resistendo, che state resistendo ancora. Io invito per chiudere assieme a me, per fare le conclusioni di questa giornata, sul palco il dottor Alessio Lilli, presidente del Consorzio Energia di Confindustria Alto Adriatico, e la dottoressa Chiara De Nipoti, presidente di AIDA, Associazione Imprenditrici Donne e Dirigenti d'Azienda, la sezione Friuli Venezia Giulia. Sì, c'è.
Allora, io chiederei ad Alessio Lilli, come appunto Presidente del Consorzio Energia della nostra sezione locale qui di Confindustria, quindi sostanzialmente quella struttura che ha in mano i conti, diciamo le bollette energetiche di tutte le industrie di questo territorio e che come tale quindi ha tutti i problemi dell'efficientamento, della visione, della transizione, perché poi transizione significa a un certo punto ha degli effetti pratici estremamente concreti e quindi un qualche cosa che va, come abbiamo visto, va prevista, va progettata e va gestita in modo che anche dal punto di vista delle industrie, diciamo, questo sia sostenibile. Può diventare addirittura un'opportunità, come abbiamo sentito prima parlare per esempio il collega Di Danieli, no? Ma sì, intanto ringrazio per la possibilità data a Confindustria attraverso il Consorzio Energia di essere presente in questa giornata di incontro con le scuole, con i ragazzi, con gli insegnanti. È fondamentale parlarsi ogni tanto. Direi che il problema dell'energia l'abbiamo verificato, l'abbiamo toccato con mano nel momento in cui il prezzo da una certa banda di oscillazione è andato su un altro pianeta. A quel punto lì ci siamo resi conto che c'era un tema che si chiama energia e da lì è partito un po' tutto quanto. In realtà c'è stata una partenza precedente e la partenza precedente è dovuta indubbiamente al cambiamento climatico e agli effetti che abbiamo come umani, come specie, generato sul clima per rendere disponibile l'energia che ci serve per mantenere il nostro modello di vita. Nel corso di questa mattinata si è parlato di intelligenza artificiale, sono stati tantissimi spunti, spero che ve ne portiate a casa sia come docenti che come studenti molti, perché erano quasi infiniti. Intelligenza artificiale, si è parlato quindi di cambiamento climatico, si è parlato di elettrificare tutto. Perché? Perché c'è una relazione stretta tra l'idea di elettrificare tutto e ridurre le emissioni di CO2, che è un gas climalterante. Quando si parla di intelligenza artificiale si parla in mondo razionale, si è parlato molto di razionalità qui. In realtà non andrei a sfidare un'intelligenza artificiale sulla razionalità perché probabilmente andrò a perdere, mentre invece vorrei mantenere la vostra attenzione in quest'ultima fase su una cosa che è prettamente umana, e cioè il pensiero laterale, il pensare fuori dalla scatola, il thinking out of the box, come dicono gli inglesi e quelli bravi. E la prima domanda che mi faccio sempre è: ma più elettricità vuol dire necessariamente meno CO2? La risposta non la do adesso. Quello che voglio dire in questa frase e nel pensiero laterale è che abbiamo come persone la specificità di pensare differenti dalle macchine. Le macchine sono fatte per utilizzare modelli e processi razionali. Noi non abbiamo pensieri solamente razionali e quindi dobbiamo sviluppare quella componente che è prettamente umana e che ci porta in vantaggio sulle macchine, e questo ci permette di avere poi il controllo delle macchine in futuro. È un tema della prima ora della nostra discussione. E quindi partecipando alle celebrazioni dei 100 anni dell'Università di Trieste e volendo anche rimarcare un po' qual era lo scopo di questo incontro, e cioè cercare di rendere attrattive alcune materie dell'Università di Trieste, nello specifico le materie forse più tecniche, l'ingegneria nello specifico, ma non solo, vorrei rifarmi e dare anch'io un consiglio, anzi ne darò 3, che non è mio, lo riprendo da un pensatore
che circa 100 anni fa scrisse questi 3 consigli per i giovani per aiutarli nel loro percorso di formazione e crescita. Gli chiedevano: ma cosa dobbiamo fare noi per essere migliori? E lui, ed era Antonio Gramsci, disse: voi dovete fare 3 cose, io ho solo 3 consigli per voi, e questi consigli sono studiare, 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 perché continuando a studiare migliorerete voi stessi e renderete la vostra vita un percorso affascinante. Grazie. Grazie Presidente. Giro di qua. Alla dottoressa Chiara De Nipoti, che ringrazio per essere con noi. Allora, AIDA significa imprenditrici donne dirigenti d'azienda. Allora, ci sono almeno 2 temi che noi abbiamo toccato e che so, perché ne abbiamo parlato anche settimane fa. Il tema della transizione energetica, questo interessa moltissimo le imprese e le imprese vostre associate, e quando ci si avvicina a certi settori, a certe carriere, ancora purtroppo diciamo, la percentuale di studentesse prima e di lavoratrici dopo, di imprenditrici dopo, è ancora troppo esigua. Credo che almeno questi 2 punti, cioè, oggi sono stati toccati, ma piacerebbe sentire appunto nelle conclusioni mettere l'accento su questo. Sicuramente. Intanto buongiorno a tutti, ma specialmente a voi ragazzi. AIDA è un'associazione, come dice il testo, Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda. È un'associazione che è nata nel 61 e che raggruppa tutte le donne che hanno compiti di responsabilità nel mondo economico, sia dalle piccole, medie e grandi imprese. Noi ringrazio il dottor Soligoi che mi ha chiamato perché noi abbiamo fatto un convegno al MIB sulla transizione energetica, e questo per coinvolgere appunto le nostre associate in questi argomenti. Attualmente è in lavorazione un altro convegno che sarà il 25 ottobre a Udine su Friuli Venezia Giulia Green, la legge 163 regionale Net Zero. E questo a riprova proprio del nostro interesse per la salvaguardia dell'ambiente. Passando al tema, diciamo, della donna nel mondo del lavoro, diciamo, i dati non sono molto confortanti, nel senso che mentre in Italia le donne che lavorano sono ancora un 50%, la media europea è già il 60%. E le donne che occupano posti di lavoro nel mondo diciamo, dirigenziale sono bassissimi, sono il 20%, in aumento in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, per la famosa legge sulle quote rosa. Devo dire una cosa che rivolgo alle donne, ma ai ragazzi in generale, visto anche il percorso che si apprestano a fare, che non è semplice, e la loro decisione in questo momento sarà importante per tutta la parte della loro vita. 3 parole. Cuore perché uno deve metterci il cuore e tutta la sua passione. Competenza, bisogna studiare, inutile, anche quando non è possibile e non si arriva a determinate, si pensa di non arrivare a determinate cose, bisogna avere la competenza. E poi infine il coraggio che vale sia per le donne che per gli uomini o per i ragazzi e le ragazze. Coraggio di affrontare le situazioni, coraggio di denunciare, coraggio di fare qualcosa di positivo, perché è quello che è nell'animo delle persone, fare qualcosa di positivo. Quindi anche alle ragazze che magari tante volte si sentono io non ce la posso fare, io perché sono diciamo non considerata o non accettata, è un pensiero, bisogna ragionare che è un pensiero proprio, che non è vero che gli altri non ti considerano. Gli altri ti considerano quando hai la competenza
unita alla tua passione per il lavoro e al tuo coraggio, io penso che non ci siano freni. Beh, grazie. Grazie Presidente, non direi che si può sottoscrivere, quindi sottoscrivere e sottolineare sempre questo, come dire, richiamo alle studentesse a non, come dire, non dico non essere timide, ma non accettare più certi bias, non accettare più certe forme di indirizzamento surrettizio verso questo o quel settore, diciamo, che razionalmente non hanno modo di essere, secondo me. Allora direi che siamo stati nei tempi. Io lascio anch'io 2 o 3 concetti di conclusione. Mi è piaciuta la citazione che ha fatto il Presidente Lilli allo studio. Se io penso alla mia esperienza personale, diciamo, io devo tutto alla formazione che ho ricevuto. La formazione è un qualcosa che nessuno ti regala, è un qualcosa che non si può comprare, è un qualcosa che richiede impegno, che però fa crescere. Io ho girato prima di entrare all'Università di Trieste, mi sono laureato qui, mi sono dottorato a Padova, ho fatto periodi tra Padova, Milano e l'Irlanda, ho viaggiato molto, continuo a viaggiare molto, e quando sono entrato ero il più giovane ordinario. Quando sono diventato ordinario dell'Università di Trieste ero il più giovane ordinario del mio gruppo nazionale, pur essendo il primo laureato della mia famiglia. Non avevo una famiglia in cui non si è laureato nessuno, quindi io devo, tutto alla formazione che ho ricevuto. L'ho ricevuta alla formazione delle istituzioni italiane, nostre, lo dico da triestino, da cittadino di questa regione. Quindi quel richiamo è un richiamo di crescita. È un richiamo di crescita, abbiamo visto dalle relazioni precedenti anche quanto rapidamente cambiano le tecnologie e quanto rapidamente cambiano gli assetti globali. Se voi vi girate lì dietro vedete quella nave ferma lì nel Golfo che è sequestrata da circa un anno, e quella roba lì era inimmaginabile fino a, diciamo, poco più di un anno fa. Cioè ci sono dei cambi, delle discontinuità che sono veramente rapidi. Così lo è nella tecnologia, lo è nella borsa degli scossoni. Una formazione robusta consente di non solo cavalcare questo tipo di ondate, ma addirittura di prevederle o di progettare qualcosa per affrontarle meglio. Allora, un concetto che voglio lasciare, ma si è capito, questo corso di laurea in ingegneria elettrica dei sistemi qui a Trieste esiste da più di 60 anni. Penso abbiate capito che quel tipo di figura in sé riesce a performare sia quando si parla di transizione energetica che quando si parla di transizione digitale, perché mette assieme entrambe le competenze, okay? E sono poche le figure che mettono assieme entrambe le competenze, e vi dà un bagaglio che effettivamente, ma non è l'unico, diciamo, un certo tipo di carriera di formazione vi dà veramente un bagaglio che vi consente di arrivare dove volete. Lo dico, ripeto, da Trieste, lo dico come docente dell'Università di Trieste. Abbiamo visto le navi che fa Fincantieri. Le navi che fa Fincantieri sono dei benchmark a livello mondiale. Diciamo, è il primo in determinate categorie di navi cantiere al mondo per quello che riesce a costruire, per la complessità delle costruzioni che riesce a fare senza rimetterci dei quattrini. Abbiamo visto il discorso del green steel, cioè cosa vuol dire fare acciaio oggi in modo non impattante. Tenete conto che l'industria dell'acciaio è l'industria delle industrie, perché poi praticamente qualunque struttura, qualunque veicolo viene fatto d'acciaio. Abbiamo visto la dottoranda che è appena tornata dall'MIT, abbiamo sentito parlare di collegamenti, l'Italia che si collegherà col cavo sottomarino con la Tunisia. Questo significa poter portare sviluppo, perché, diciamo, l'occupazione, la produzione industriale è direttamente proporzionale alla disponibilità di energia elettrica. Se voi prendete le province italiane, io mi ricordo una volta ho visto alcuni dati, c'era la provincia di Vicenza, era quella con la maggior crescita di PIL, quella con la maggior densità di partite IVA e quella con la maggior densità di potenza elettrica installata, tanto per dire. Significa portare una prospettiva di sviluppo, per esempio in Tunisia, oggi,
e un domani interconnettere fonti che potranno essere installate lì. Significa portare infrastrutture, porti, significa cambiare un paradigma, cioè nel momento in cui abbiamo i fenomeni migratori, questo può voler dire costruire concretamente delle occasioni, delle opportunità veramente epocali. Quindi un primo messaggio, sono carriere che vi consentono di arrivare dove volete, a partire da qui, da questa regione, da queste scuole, da queste università. Un secondo messaggio è che diciamo di questa giornata a Trieste, oltre che spero un ricordo piacevole, spero possiate farvi una passeggiata adesso sulle rive fra gli stand della Barcolana, ma come diceva prima la dottoressa Pavati, ci si possa costruire sopra, si parlava di unità didattiche. Io adesso parlo come presidente di AIT. AIT come soci alle persone, agli studenti, alle imprese e anche alle scuole. Alcune delle scuole che sono oggi qui con noi sono già nostri soci collettivi, quindi da quel punto di vista AIT è più che disponibile a favorire, a cooperare nella realizzazione di questi moduli didattici, nel presentare pool di aziende che possano ospitare gli studenti in PCTO piuttosto che portare testimonianze o aprirsi a visite aziendali. Terzo messaggio, questo appuntamento l'avevamo già fatto nel 2019, come ho detto in apertura, poi abbiamo avuto delle interruzioni, avevamo fatto online, ma online non è la stessa cosa. Io mi auguro che possa diventare veramente una sorta di festival su questi temi nella nostra regione e pertanto vi do appuntamento al 2024. Grazie, buona giornata e in bocca al lupo a tutti e a tutte.